Naturalmente questa mattina continueremo a leggere questo libro struggente, Il viaggio di mamma Teresa, di Silvia Pascale e Orlando Materassi, per far capire l'importanza di questa figura materna, questa figura che quando perde un figlio non si dà pace, anche se pensa che sia morto ha sempre la speranza di rivederlo, almeno di portare a casa le spoglie. Resto immobile come se avessi visto un fantasma e sono colta da una sensazione di incredulità. Mio zio si chiama così, ma vivo e vegeto a Treviso, però un nome così, un'omonimia così sfacciata, stessa città poi. Barbara mi guarda e mi chiede se mi sento bene. Hai una faccia strana, aggiunge. Così, in un sabato di settembre di qualche anno fa, inizia il mio viaggio nella memoria, quando il destino decide che dovrò occuparmi di questa storia familiare, rimasta per decenni sepolta in una soffitta. Ricostruire la vita delle persone è la mia vera passione. Mi sento utile, sento di non vivere invano. Scrivere di vita, seppur lontana e ormai distante da oggi, significa custodirne il ricordo, ricrearne le sembianze, riproporne le scelte, sottolinearne le vicende. Tutto ciò mi è caro. Per quanto semplice possa sembrare agli occhi degli altri, a me la vita che è stata commuove, sempre. Detto questo perché? Perché bisogna ricordare, non c'è niente da fare, i ragazzi dovrebbero leggere questi libri, capire l'importanza delle loro radici, delle loro storie, cosa è successo, perché queste donne che non conosciamo neppure i nomi, che hanno perso i loro figli, che sono state veramente delle guerriere incredibili, hanno fatto delle cose pazzesche per salvare i loro uomini, per salvare la patria. Eppure poche donne appaiono, molti uomini, ma poche donne purtroppo, e forse chissà se sapremo mai quante invece ce ne sono state che hanno difeso la loro patria con i denti, con il sangue, con i loro corpi. Io saluto e ringrazio Antonio Pedroni, tenente colonnello. Parleremo di questo libro che ha portato, colonnello molto belle, La mia di Africa. Di Africa. Ecco, un'altra storia veramente importante di ricordi, i ricordi non vanno dimenticati. I ricordi sono quelli che ti intrigano, ti incuriosiscono, vuoi saperne sempre di più, se ci sono qualche punti di domanda che tu ti poni. E saluto anche il dottor Guglielmo Pisani, medico di medicina generale, non lo vedo ancora, eccolo qua. Buongiorno dottor Pisani, che piacere rivederla. Non mi sente ancora? Va bene, allora iniziamo col colonnello Pedroni. Allora, colonnello, perché questo libro, quando hai iniziato a capire l'importanza che doveva scrivere, mettere nero su bianco, come si dice, questi ricordi, queste emozioni che ha provato? Prego. E perché l'Africa? Sì, ecco, mio padre era un operaio. Questa è una storia minore della nostra presenza in Africa, perché ovviamente la storia parla solo di generali, battaglie. Degli operai che erano giù a lavorare non ne parla nessuno, ovviamente, non è un argomento da trattare. Però i racconti che mi raccontava, spesso, non moltissimi, ma li ripeteva. E quando è mancato ho pensato, ma se adesso io non scrivo qualcosa, si perdono. Mio figlio non saprà mai cosa ha fatto suo nonno giù in Africa. E quindi un po' alla volta mi sono messo lì e ho raccolto. Tra l'altro aveva fatto un sacco di fotografie, dietro le quali scriveva la data e la località e alcuni appunti, per cui ho ricostruito, parliamo dell'Eritrea, Eritrea e Etiopia, e quindi ho ricostruito questo suo periodo fatto in Africa, a livello appunto di operaio, per le costruzioni delle strade, ferrovie dell'Eritrea da Massawa a Asmara, Addis Abeba. Quindi mi pareva giusto che rimanesse per noi, per me, per mio figlio, storia di questi operai, 50.000, da 50.000 a 60.000 operai sono andati giù in Africa. Colonnello, quanto importante però è, anche fin da piccoli, raccontare un po' la storia. Qualcuno mi racconta, anche docenti, insegnanti,
che quei nostri tesori che erano i nostri nonni, che sono, chi ha fortuna ancora di avere, i nostri bisnonni, facevano fatica a raccontare. Erano racconti dolorosi che loro non volevano trasmettere, anzi dava quasi fastidio se tu chiedevi qualcosa, perché vuol dire ritornare in tempi bui, in tempi dove loro hanno sofferto la miseria, la guerra, non avevano i mezzi che ci sono adesso, un lavoro faticosissimo. Però un po' alla volta, grazie alle foto, magari a qualche poesia, a qualche scritto, si riesce a ricomporre questo puzzle che fa capire le radici della tua famiglia, chi sei, da dove provieni, però è importante parlarne. E soprattutto se non lo fanno loro è giusto che ci siano, ecco, dei nipoti, dei figli che ricordano e che trasmettono come lei sta facendo col suo figlio. Ma il suo figlio cosa dice? Come quando lei raccontava e la voglia di scrivere questo libro, cosa diceva suo figlio? La incitava, diceva vai avanti, mi interessa? No, gli piacevano le storie perché il nonno è sempre il nonno. Poi ovviamente l'aveva conosciuto, per cui era interessato, ma ripeto, non alle battaglie che vengono trattate normalmente, a queste cose minime, questi racconti che possono capitare ovunque, ma là eri in Africa, ed era un 2500 continente. metri di quota. Insomma, la cosa era diversa, per cui era interessato, insomma. Ma a proposito dello scrivere, io ho parlato con amiche e suggerisco di scrivere, ma non perché devono pubblicare un libro, ma perché avevo un'amica che aveva il padre che era nato in Russia ed era ritornato a piedi. Quindi non si possono perdere queste, va bene, hanno scritto moltissimi di questa storia, ma anche le storie minime. Ho detto, io le invito a scrivere 4 righe. Allora poi ne prepari una, che ne leggeremo una di queste storie che lei ha scritto sul suo libro, perché è importante anche capire, ecco, perché il colonnello ha deciso di scrivere. Allora vediamo se il dottor Guglielmo Pisani è collegato. Dottor Pisani, mi sente? Sono collegato, buongiorno Mirella. Buongiorno, allora le presento il colonnello Antonio Pedroni che ha scritto questo libro, La mia di Africa, proprio per trasmettere i ricordi, le emozioni, ecco, di questi nonni, di questi genitori, di questi fratelli. Se non ci fossero gli scritti, le poesie, le cartoline, le foto, forse non riusciremo mai a comporre un puzzle, invece qualcosa rimane, se tu cerchi, se hai voglia di cercare, trovi. Lei, dottor Pisani, cosa sta cercando nel 2026 per capire come si svolgerà la sanità, cosa succederà alle case di comunità? Abbiamo sentito che con le Olimpiadi sono ripartiti anche il Covid, ci sono dei numeri che stanno aumentando, l'influenza non ne parliamo. Lei cosa vede, dottor Pisani, cosa le interessa dire questa mattina? A me interessa soprattutto sulle case di comunità. Io ho avuto venerdì il presidente della regione ospite qui a Sveglia Veneta, Alberto Stefani, il quale ha detto che è molto convinto che questa cosa funzioni, un po' alla volta deve assolutamente funzionare. Ha detto ce la metterò tutta per far capire anche l'importanza di queste case di comunità. Prego, dottor Pisani. Intanto faccio gli auguri al presidente Stefani per il futuro delle case di comunità. Io vedo sono leggermente pessimista, diciamo, nei confronti delle case di comunità. Noi avevamo una sanità in passato che era diffusa capillarmente su tutto il territorio e dava una risposta sanitaria a tutta una serie di persone che non potevano o non volevano recarsi in ospedale o in altre situazioni. Noi medici di medicina generale avevamo gli ambulatori diffusi capillarmente. Man mano che la medicina generale è andata in crisi per volontà non tanto degli operatori ma quanto una volontà politica, adesso è stata varata questa nuova iniziativa delle case di comunità, che la domanda che mi pongo sempre è chi ci andrà in queste case di comunità, per il semplice motivo che
Non ci sono medici di base, i medici di base hanno un lavoro, i medici di medicina generale, preferisco dire che i medici di base, i medici di medicina generale non ci sono, una grossissima fetta dei nostri pazienti, dei pazienti della regione ma di tutta Italia è senza medico di medicina generale, e quindi le USL cercano di supplire a questa carenza con la guardia e la continuità assistenziale diurna e garantendo le prestazioni più basiche, e questo lavoro, il mio lavoro, il lavoro che ho fatto per 35 anni, come lei saprà anche io sono in odore di pensione, non di sanità, non di santità, ma di pensione sì, e i miei assistiti sono terrorizzati all'idea del mio pensionamento. Io non so che cosa succederà nella sanità italiana con queste case di comunità. Io so che questo tentativo è stato fatto in altre nazioni, per esempio in Catalogna, e non ha avuto i risultati sperati. Spero invece che in Italia le cose vadano meglio e queste case di comunità, che sono state pensate, a mio avviso, soprattutto per sgravare il pronto soccorso e l'accesso incongruo al pronto soccorso, sulla definizione di incongruo stendo un velo di pietoso silenzio, e credo che mancano gli infermieri, mancano i medici, non la vedo proprio così bene, Mirella, la questione delle case di comunità. Vedremo, dottor Pisani, perché il ragazzo molto giovane, questo è il più giovane presidente della regione d'Italia, proprio il più giovane, è molto motivato, si vede che ha voglia di fare, ecco, di cercare di aiutare la comunità. Poi sa, in politica tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma almeno vediamo una volontà, ecco, di andare avanti, di cercare di risolvere i problemi. Il problema poi dovremo vedere se lo lasceranno lavorare questo uomo che ha voglia veramente di capire che non si può buttare quello che ormai c'è, ma bisogna cercare di riempire, ecco, con quello che si ha, e trovando anche delle soluzioni, perché se parli ma non trovi mai le soluzioni non c'è niente da fare. E questo, ecco, se c'è un problema non è un problema perché si risolve, se è un problema che non si risolve vuol dire che non è un problema, qualcuno dice, e allora bisogna capire da che angolazione la guardi. Per quanto riguarda l'influenza, ecco, sta arrivando la primavera, il Covid, cosa ci dice, dottor Pisani, cosa vede lei? Beh, sta sicuramente calando l'incidenza dell'influenza, abbiamo il problema sempre della diagnosi, perché ormai i tamponi per il Covid non li fa più nessuno, non sapremo neanche dove mandarli a fare i tamponi, sta calando l'influenza, sta arrivando la primavera, il clima è migliorato e quindi sta sicuramente calando il numero di casi, anche se devo dire che è stato un inverno bruttino da questo punto di vista, perché questa influenza quest'anno è stata un'influenza, diciamo, un po' decisamente più aggressiva degli anni scorsi, degli anni pre-Covid intendo, perché qua negli anni del Covid abbiamo avuto ben altri problemi. L'influenza sta regredendo sicuramente. Lei come vaccini anti-influenzali ha visto un aumento, specialmente i fragili, diversamente giovani? Come ha chiuso il 2025, dottor Pisani? Io li ho fatti tutti i vaccini che avevo richiesto e avrei potuto farne anche altri. Nei confronti della vaccinazione dell'influenza devo dire
che non c'è stata quel rifiuto, quella stanchezza vaccinale che viene riportata per quanto riguarda invece il Covid e altre forme di vaccinazione. Nei confronti dell'influenza io ho vaccinato tutti, non tutti chiaramente, però una buona parte dei miei pazienti over 65 e i pazienti critici. Direi che sono anni che vacciniamo nei nostri ambulatori i pazienti, non vorrei adesso esagerare, ma siamo anche coloro che vaccinano maggior numero di pazienti, anche per la comunità che abbiamo nei nostri ambulatori, di poterli organizzare come meglio crediamo e come meglio accettano anche i pazienti. Perfetto, almeno abbiamo sentito anche da voci preparate com'è stata la situazione, cosa è successo, perché è molto importante, ecco, tutelarsi e soprattutto stare bene, io penso che sia fondamentale. Abbiamo Rinaldo da Venezia, ciao Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Il dottor Pisani, se devo contarmi la verità, ha ragione, con la sua esperienza che ha, e capisce che sono pazienti, in camicia gli ha preoccupato. Sul giro dei 5 mesi devono cambiare 3 medici, pensati, vabbè, adesso che ho bisogno, non importa. Allora no, perché è caso utili, ma chi è che mettiamo dentro? Se non che sei infermieri, non che sei dottori all'idea del dottor Pisani, manca ne manca, ma questo dottore, si sente che dice che i suoi pazienti gli hanno rimasto in cadere e io capisco benissimo, perché andare da un medico così, basta che ti vada, a te la soluzione e la sicurezza, ti ascolta. Adesso il medico è un diavolo, ci va fatto, anche dai medicina, non dà l'esperienza di capire le cose, non interessa neanche più del tanto. I tempi si cambiano, Mirella. Al medico che faceva qualche cosa, minuto mezzo, chilometri per la tronna, ma è l'utopia, queste robe qua non esiste più. Mi sono stati tanti in ospedale in questo periodo, ho visto tanti che ha sofferenza, che metà basta. Ai nostri politici che vuoi mettere a posto tutto, vi dico, invece di andare in ferie ai Bahamas, ai Seychelles, andrei a fare una settimana in ospedale, a vedere cosa che c'è sugli ospedali, di gente che soffre, gente che ha bisogno di una parola, di un consiglio, e non ha nessuno. E che i dottori, gli infermieri, gli mette tutta buona volontà, perché sei i più bravi del mondo, perché così vai in ospedale, che ne insomma, ti cura come che tu si o so papà o so figlio. Va bene? Niente da dire, anzi si apporta per i dottori, infermieri, per tutta la gente che lavora su un ospedale, ma non si è in grado di poter fare certe robe. Io avevo a che fare con l'ospedale, andavo 3 ore dall'ospedale, facevo un'ora di psicologo, che non so cosa serve il psicologo, va bene? E un'ora di massaggi, e un'ora stavo fermo. Era tutto tempo perso perché non ho combinato niente. Comunque sono là dentro, me l'ha messo come che fosse a casa mia. E dopo i figli giovani, sto figlio giovane che è il presidente della regione, e ha tanta buona volontà e gli faccio tanti auguri che riesca a fare. Si vede dal viso che è una brava persona, un bravo figlio con idee sane e lo fanno vedere. Ma non c'è un solo, da Dio di lui, e da tutti i vecchi politici, come Zaia, questo e quello, tutti loro, non puoi fare di testa sua, perché in strada non è, capito? Passiamo alla fine dell'autonomia con la Lega.
Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, grazie Rinaldo. Ecco, vedremo cosa succederà. Allora, Colonnello, ecco, iniziamo a leggere, ecco, una parte di questo libro, una piccola storia, vediamo cosa... Ma più che leggo un esergo. Vabbè, legga quello che vuole, sentiamo anche per capire di che libro si tratta. Le racconterò un racconto. in particolare, visto che è la medicina, esatto, di quello che ricordava mio padre, sì, perché ha fatto di tutto, anche l'aiuto infermiere. Quindi... Quando sei là sì, c'è niente da fare, prego. Dunque, ecco, è un padre che parla al figlio, sono gli ascari, non c'è il singolare ascaro, sono gli ascari, un ascari. Allora dice, dunque, tu vuoi essere ascari, o figlio, ed io ti dico che tutto per l'ascari è lo zabet, l'ufficiale. Lo zabet inglese sa il coraggio e la giustizia, non disturba le donne e ti tratta come un cavallo. Lo zabet turco sa il coraggio, non sa la giustizia, disturba le donne e ti tratta come un somaro. Lo zabet egiziano non sa il coraggio e neppure la giustizia, disturba le donne e ti tratta come un capretto da macello. Lo zabet italiano sa il coraggio e la giustizia, qualche volta disturba le donne e ti tratta come un uomo. Ecco, mi pare proprio che rispecchi quello che abbiamo, che penso fosse, insomma. Che fosse. Un'altra cosa importante, Colonnello, ecco, come vedi i giovani, lei, ecco, dall'altro lato della medaglia, proprio come colonnello. Ecco, qualcuno dice dovrebbero fare il servizio militare, peccato che abbiano abolito il servizio militare, altri dicono dovrebbero avere più regole, più rispetto, la scuola dovrebbe intervenire, la famiglia dovrebbe essere sempre presente. Ecco, lei cosa dice? Come vede questo nuovo mondo, questo cambiamento culturale anche da parte dei giovani? No, di qualche sera fa ho sentito un sondaggio sulle forze armate. I ragazzi, l'86% mi pare, si dichiarano pacifisti e non ci pensano proprio andare a fare il militare. Ovviamente nessuno vuole fare la guerra. Principalmente i soldati, che sono quelli che lo vogliono fare. Sembra quasi che il militare di carriera sia quello che spinge per fare le guerre. Quindi questo fatto di, per l'amor del cielo, mi sono pacifista, no. Ma cosa vuol dire? Non è che siamo i cattivi che devono attaccare, cioè, è un discorso davvero poco, come dire, edificante. Il fatto di non pensare che bisogna in qualche modo difendersi se dovesse succedere qualche cosa. Chi lo fa questo? Gli americani? Chi difende eventualmente, visto che capitano che qualcuno decide di invadere qualche altra nazione? Non so, è una roba che non mi piace. E durante il servizio militare, per quanto male se ne parli, almeno in aeronautica, io faccio parte dell'associazione Arma Aeronautica, abbiamo quasi tutti ex avieri che si iscrivono perché loro ricordano con assoluto piacere il periodo trascorso nei militari, in aeronautica, parlo per il mio settore. Quindi hanno un ricordo molto piacevole di questo periodo trascorso da noi. Quindi non è la fine del mondo, anche se venivi via da casa che lasciavi la mamma da solo, te la cavavi comunque, qualcuno ti insegnava cosa fare e non fare. E secondo me l'averla abolito in molti casi ha creato poi quello che si vede adesso, nessuno ha paura di niente, tutti fanno quello che vogliono, non c'è la punizione. Un ragazzo non sa cos'è la punizione perché non ha mai avuto, o raramente, dei no. Quindi fanno quello che vogliono, rompono vetrine. Ho visto poco fa un autobus con i vetri rotti. La disciplina militare insegnava anche questo. Non è però, Colonnello, che il messaggio sia un altro. Nel senso, è vero che ci sono questi esempi negativi che purtroppo hanno una visibilità, a mio avviso, incredibile, non dovrebbe essere. Ma il messaggio di quell'86% che ha detto lei... Sì, mi pare molto alto. Diciamo oltre l'80%, non è che sia un messaggio di pace, che questi giovani vogliono vivere in serenità,
tanto è vero che loro amano l'ambiente, gli animali, odiano le guerre, odiano le armi. Il problema è che noi non ascoltiamo questi ragazzi, noi vediamo solo gli esempi negativi. Io penso che con una buona educazione civica le regole si possono far rispettare. Il problema è che non si riesce a capire chi deve far rispettare le regole, perché i servizi, come diciamo, le forze dell'ordine hanno problemi, e lo vediamo perché le leggi che ci sono impediscono a loro a volte di fare il loro dovere. Se esercitano il loro dovere, anche là c'è chi lo esercita bene, chi va sopra le righe, chi sta sotto le righe, perciò non si capisce niente. Cerino passa alla scuola, ma la scuola deve fare un'altra storia. La scuola non è che deve fare l'educazione, deve insegnare la storia, ma l'educazione va fatta in famiglia. E se io non ho la famiglia, chi è che mi deve insegnare? Allora, o demandiamo tutto alla scuola e non è in grado di farlo, visto come è presa anche oltretutto, oppure c'è qualcosa che non va nelle famiglie, come diceva lei. Una volta io, perché leggo questi libri di questa mamma, di queste donne, erano sole, i mariti erano, o i fidanzati o i compagni erano in guerra, e loro avevano una famiglia anche numerosa, ma questi figli crescevano benissimo, bastava un'occhiata, un qualcosa. Non è colpa dei ragazzi, è la colpa di questi genitori che non riescono a capire che il genitore deve fare il genitore, il figlio è il figlio, e finché è minore tu devi occuparti di lui. Non è che tu puoi passare il cerino alla scuola perché è sempre colpa del professore, ecco, mai che si riesca a capire che invece può essere che ha sbagliato tuo figlio e non gli altri. Dottore, invece per quanto riguarda, ecco, quello che vede lei anche con la sua professione, i giovani, questa professione, ecco, lei andrà in pensione, i suoi pazienti sono preoccupatissimi, anche medici di medicina generale, ce ne sono pochissimi, io ho anche i chirurghi, anche loro sono preoccupati, non ci sono mancano anche i chirurghi. E soprattutto come vede lei il mondo giovanile, ecco, quando arrivano da lei queste famiglie con questi ragazzi, come si comportano, cosa vede? Prego, dottor Pisani. Allora, Mirella, io vedo una cosa che è molto strana. Questi giovani che sembrano degli spaccamontagne quando sono fuori, quando arrivano in ambulatorio arrivano sempre accompagnati dalla mamma o dal papà, più spesso dalla mamma, e parla solo la mamma dei problemi che hanno i ragazzi. Invece io credo che a questi ragazzi bisogna dare autonomia, e soprattutto i genitori non possono essere amici dei ragazzi. I genitori devono essere autorevoli e non autoritari, Certo. autorevoli, e quindi devono dare degli input, usando un termine anglosassone che non mi piace, diciamo, devono dare delle indicazioni molto precise. E su questa cosa devo dire, Mirella, purtroppo io sono un po' influenzato. Io avevo mio padre che bastava che mi guardasse e io mi mettevo sulla tenti, e per anche sostenere quello che ha detto adesso il colonnello, io ho fatto il militare all'epoca e non saltavo dalla gioia durante il servizio militare, però ho capito alcune cose che mi sono servite poi nella vita di tutti i giorni. Quindi io credo che giustamente sia la famiglia che deve dare le indicazioni precise. La scuola non ha questo compito e non può essere delegato alla scuola. Purtroppo è la famiglia che è in crisi, i ruoli dei genitori sono in crisi, il genitore è anche uno dei mestieri più difficili e che non si può imparare sui libri. Bisogna fare fatica, impegnarsi, molte volte ingoiare rospi e qualche volta farli anche ingoiare. È necessario, perché la vita ti dice spesso no, e quindi devi imparare che il no fa parte della vita.
Dottore, un'altra cosa, dottor Pisani, che preoccupa, io ho molti ospiti, specialmente fra Lorenzo, sono le droghe. Mi ha detto parlane Mirella perché guarda che mi sembra che ci sia un silenzio troppo assordante su una cosa molto importante, perché questi stanno bevendo veramente il cervello con queste nuove droghe. Poi non ne parliamo, ma non è solo quello, è anche il bere, è il fumo, è il gioco online. Lei, come dice lei, dottore, queste mamme, questi genitori dovrebbero capire che il ragazzo deve anche andare da solo dal medico per vedere, anche per intrigarlo, per stimolarlo, per capire. Ecco, cosa c'è che non va secondo lei? Perché non si parla? Io ho avuto 2 mamme proprio l'altro giorno, purtroppo che ho i figli che stanno facendo un percorso a San Patrignano e loro sono diventate, hanno aperto anche a Treviso e a Sicile questo studio di incontri con i genitori, e sono veramente preoccupatissime, perché non è facile tornare indietro quando hai iniziato a superare dallo spinello, sei passato all'eroina o al crack, ecco, a queste droghe veramente terribili. Ma è possibile che i genitori, quella mamma Cristina raccontava, io non mi ero accorto di niente, pensavo magari che bevesse qualcosa in più, ma niente di più. È possibile non accorgersi, dottor Pisani, che tuo figlio si droga? Cioè non riesci a capire? Cioè, a me sembra impossibile che uno non si accorga che il figlio si droga dai comportamenti, da tante cose. Dottor Pisani, cosa c'è? Ma questo genitore guarda questo figlio, lo ascolta, parla, cioè arriva quando è successo il patatrac. Come vede lei la situazione? Questo dialogo anche in famiglia su un tema molto delicato, che è il comportamento e anche come ti comporti, cosa fai quando specialmente è un minore. Prego. Sì, Mirella, io trovo, allora, inevitabilmente faccio il paragone con quando ero molto più giovane, e anche quando io ho vissuto l'esplosione dell'uso dell'eroina, ho avuto degli amici che sono anche deceduti per colpa dell'eroina. Credo che l'uso, ci sia stato un uso, non dico autorizzato, ma comunque tollerato delle droghe cosiddette leggere, che nell'immaginario del ragazzo, del giovane, sono prive di effetti collaterali, e ciò non è vero. E soprattutto ritorniamo al problema precedente, cioè se i genitori per il lavoro, per problematiche quanto mai varie, non riescono a intercettare il disagio del ragazzo, della ragazza, del giovane, e non riescono a dialogare con lui, inevitabilmente questo giovane tende a rifugiarsi in qualcos'altro. E poi bisogna considerare anche, questo ripeto è un mio parere, nella crisi valoriale che esiste purtroppo intorno a noi, cioè non ci sono più delle regole rispettate e che vengono come dire, tutelate dal controllo, il cosiddetto controllo sociale. Cioè, quindi il fatto che uno vada in discoteca, faccio un esempio, e usi le metanfetamine, perché le usano tutti, perché lo sballo è fondamentale per divertirsi, fa il paio con l'uso smodato di alcolici, con questi giovani che arrivano in pronto soccorso. Io, tra parentesi, ho fatto anche pronto soccorso, sono stato anestesista. Arrivano in
in pronto soccorso in coma etilico perché si sparano 7, 8, 9 sciottini, saltano il filtro epatico, arrivano direttamente nel cervello e questi vanno in coma etilico, muoiono qualche milione di cellule cerebrali. Dottor Pisani, spieghiamo cosa sono gli sciottini, sono dei bicchierini di vodka terribili. Dei piccoli bicchierini di superalcolico che vengono bevuti in rapida successione e siccome l'alcol ha un modestissimo ma c'è assorbimento gastrico, superano indenni la barriera, il fegato che serve per detossificare gli alimenti e vanno direttamente nel circolo sanguigno e arrivano al cervello. Avete capito? Ecco, a casa state attenti perché specialmente sballano il sabato e la domenica, non durante la settimana, hanno scelto dei giorni particolari per sballare perché così pensano di aver risolto il problema. Ecco, tanto poi a fine settimana posso fare quello che voglio, tanto qual è il problema. Colonnello, lei, se prego, posso fare prego. riguardo a quello che diceva prima il dottore, che la madre parla al posto del figlio che è accompagnato dal dottore, ma le famiglie sono il fondamento. Faccio un esempio. Mio figlio aveva 49 anni, tra l'altro è medico legale, aveva 14-15 anni, doveva andare dal dentista. Allora io ho detto, vabbè, ti accompagno io dal dentista. E lui mi ha guardato e ha detto, perché vado da solo dal dentista? Voglio dire, era in grado di decidere, forse perché da 0 a 14 anni qualcheduno gli aveva insegnato come muoversi. A quel punto lui è andato dal dentista e io, che temporeggiavo per fare un intervento ai denti, mi sono detto, ma quanto cretino sono, mio figlio 14 va da solo, io temo e sono andato dal medico anch'io, ma per dire, è la famiglia che forma questi ragazzi. Ho capito io, colonnello, ma se non c'è la famiglia, ecco è qua il grande problema che io non riesco a capire. Allora, non c'è la famiglia, la scuola per i numeri, per tutto quello che sentiamo non è attrezzata, diciamo, non può fare anche l'ascolto la scuola, no, non è possibile perché bisogna anche capire. Il medico di famiglia deve fare il medico di famiglia. Ma perché non avvicinare questi ragazzi al mondo del volontariato? Non vogliono fare i volontari, ma per forza, finché continuiamo ad andare nelle scuole da anni a fare la lezioncina, io sono questo, faccio questo, noi abbiamo questo, i ragazzi vogliono essere intrigati, vogliono capire, sbagliare, toccare con mano quella che è la realtà. Io sono convinta che, per carità, qualcuno dice sono attenti in classe. L'altro giorno io ho avuto queste due mamme di San Patrignano che vanno nelle scuole a parlare proprio, anche portando questi ragazzi, questi esempi. Hanno detto menefreghismo totale, sì, qualcuno ti ascolta, ma qualcun altro proprio non gliene frega niente. Cioè non c'è qualcosa di sbagliato, che forse questi ragazzi sono stanchi sempre di ascoltare, vorrebbero fare più i protagonisti. E dove meglio del mondo del volontariato, colonnello? Ma in tutte le parti. Penso ad esempio agli alpini che dicono noi facciamo i campi estivi, abbiamo un numero di ragazzi incredibile, non ce l'aspettavamo che avessimo tutte quelle richieste. Ma allora, ma questi ragazzi mandano questi segnali, ma vogliamo accoglierli o vogliamo sempre far finta che hanno sempre bisogno del psicologo? Per carità, sarà anche utile, non dico di no, ma non basta. Questi devono far fatica. C'è lo sport, c'è l'impegno, non può essere, faccio fatica. Ci sono anche una volta l'anno, agosto o a luglio, no, a luglio perché in agosto non fa fatica nessuno. Cioè, capisce, colonnello, che c'è qualcosa che non lega. Ad esempio, sono convinta, quando che ci sono anche queste esercitazioni che voi fate con gli aeroplani, che fate vedere, anche tutta questa nuova tecnologia, io sono convinta che i ragazzi vorrebbero essere intrigati, ma bisogna portarli. Da soli non arrivano. Le scuole dovrebbero portare questi ragazzi a vedere, a toccare con mano cos'è anche la nuova tecnologia, anche nell'aeronautica. E invece no. Però, quando vogliono qualcuno, qua lasciamo perdere, i ragazzi li portano anche il sabato e la domenica. Allora, quando chiediamo noi di portarli, non si può.
Non si può, no, sono le famiglie che devono essere loro a portare i ragazzi, la scuola non può, non deve, ma è la scuola che raggruppa, ma non è nella scuola che io porto i miei ragazzi a capire che fuori dalla scuola c'è anche qualcos'altro, c'è un mondo bellissimo. Cosa dice il dottor Pisani? Anche negli ospedali, cioè continuiamo noi ad andare su queste classi, allora nelle scuole facciamo gli orti, facciamo il teatro, facciamo tutto, alla fine cosa facciamo? Che non abbiamo nessun volontario giovane o pochissimi. C'è qualcosa che non lega. Questi ragazzi sono più avanti di quello che pensiamo. Questi ragazzi stanno volando con gli strumenti che gli abbiamo messo in mano. A 6 anni fanno i giochini col computer, col cellulare. Ma vi rendete conto? Dottor Pisani, anche gli ospedali, mi ha dato ragione anche il professor Gerosa comunque, che ho ragione che bisogna aprire più gli ospedali ai giovani, farli entrare, toccare con mano, vedere cos'è, ecco, la realtà che c'è anche all'ospedale. Pare si intrigano anche con qualcos'altro, non c'è mica solo il medico all'interno dell'ospedale, ci sono anche i tecnici, o sbaglio? Prego, dottor Pisani. Sì. Allora, io penso che bisogna interessare i giovani, bisogna interessare, e per interessare bisogna farli vedere e portarli a vedere e anche confrontarsi con quella che è la realtà spesso amara della vita. Per cui credo che sia fondamentale che i ragazzi vedano quello che succede intorno a loro in maniera costruttiva. Però questa deve essere organizzata, questa cosa non può essere lasciata all'iniziativa del singolo, deve essere strutturata e deve essere anche sostenuta dalle istituzioni. E soprattutto bisogna trasmettere in ogni sede opportuna e anche non opportuna un senso civico che io vedo sempre in calo. Basta che lei vada a vedere in un supermercato e quando vede uno che sta facendo la spesa e lascia il carrello in mezzo alla corsia perché sta andando a prendere un'altra cosa, voglio dire, anche questo è senso civico e questo in Italia storicamente manca. Basta uscire al mattino e mettersi in strada a vedere cosa vediamo. Sicuro non sono solo i giovani o i giovanissimi che fanno, ma mi sembra che siano i genitori che fanno come il comportamento. Prego, colonnello. L'educazione non è proprio il nostro forte, il nostro tra virgolette. Vabbè, da puoi iniziare, perché se noi iniziamo e passiamo il cerino. Allora, vediamo la foto del libro del colonnello, per cortesia, dalla regia del colonnello Pedroni, per capire anche l'importanza della scrittura, ecco, leggere. Secondo lei si legge poco? Ecco, cosa sente? Perché dicono che si legge poco, qualcuno dice non è vero, si legge molto. Anche questi libri con queste foto che raccontano qual era la storia, guardate anche la foto, ecco, la posa, la divisa, è la storia. Io penso che anche le foto possono intrigare, i racconti, ecco, come ha detto lei. Guardate che bello. Prego, cosa stiamo vedendo? Questo è il canale di Suez, mentre stanno arrivando verso... Canale di Suez? Sì. E quindi hanno le feluche, peraltro sono ancora quelle che girano. E quindi stanno arrivando giù in Eritrea. Invece prima era mio padre come artiglieria alpina, quindi in divisa assolutamente. Ecco, queste sono le ferrovie che avevano costruito i nostri e non è sbagliata la fotografia, è proprio la pendenza quella, perché bisognava da zero andare a 2000 metri. E anche qui sulla destra c'è un tratto di ferrovia curva, lavori fantastici per l'epoca, con gli strumenti che avevano. Ecco, questo è lui che si è vestito da Ascari con il suo fucile. Ecco la famosa parola Ascari di prima. Sì. Perché lui aveva fatto il militare, quindi gli avevano dato i fucili, chi lavorava Ecco, questi erano gli alloggi per loro. Gli operai dormivano... Avevano il massimo comfort, sì, vero? Proprio il massimo. Sì. Se non c'erano le capanne, dormivano nelle tende, ma non era un problema. Non era un problema. Solo che la notte faceva molto freddo, lì va a zero. Ecco, tra le altre cose che ha fatto anche il chierichetto. Qui sta servendo messa
alle nostre truppe prima di muoversi. Questa è una caprona S, e quello era il prete. E la caprona S aveva 6 postazioni, 6 posti per le barelle, portavano in Italia i feriti. E quindi mio padre faceva anche l'autista, come si vede qui, accompagnava il prete in aeroporto e lo andava a prendere. E quindi ha fatto di tutto un po'. Quando si dà è così, e penso sia anche adesso, devi un po' arrangiarti, vediamo delle volte come operano i medici. Qui cosa vediamo? Sono guerriglieri loro, etiopi, eritrei, ci sono varie foto che aveva fatto lui, sono bellissimi. E quindi erano alleati con noi, peraltro poi si alleavano anche tra tribù, e quindi era un problema nell'Ambaradam, quando si dice è tutto un Ambaradam, perché erano alleati con noi ma anche alleati con altre tribù, per cui si sparavano un po'. Ecco, questo è un capo, 4 medaglie, cacciatore di leoni, di religione copta. Cacciatore di leoni ma non col Kalashnikov. No, con le lance. Con le lance. Sì. Giusy da Dosson, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno Ciao. ai tuoi graditi ospiti. Allora, questo militare per questi ragazzi, almeno per 6 mesi dovrebbero farglielo fare. Perché? Intanto con la visita della leva medica evitano tante anomalie da grandi, perché si accorgono quando hanno qualche disturbo più grandicelli, e magari se si accorgevano prima quando andavano a fare la visita di leva andava meglio o no, e anche per insegnare un po' di educazione, di rispetto per gli anziani e non fare tutto quello che stanno facendo adesso, non tutti per carità, ma sono diventati ragazzi che non sono più dovevano fare il militare, almeno per 6 mesi, questo volevo dire. Grazie e vi saluto. Grazie a te cara Giusy, adesso andiamo in pubblicità. Per cominciare a conoscere un posto nuovo bisogna capire da dove si entra, dottoressa. Allora ci racconta come si accede alla casa di comunità? Sì, buongiorno a tutti, qui ci troviamo in via Bersaglio 2, questo è l'ingresso aperto 24 ore su 24, si accede liberamente suonando un citofono o negli orari di apertura della continuità assistenziale e telefonando al numero telefonico. La struttura di via San Valentino rimane aperta nei suoi orari canonici dalle 8 alle 18, dal lunedì al venerdì, dall'ingresso di via San Valentino. Una volta che abbiamo fatto l'accesso arriviamo al primo piano, A, la B. Che tipo di sintomi possono essere trattati qui dentro? Allora, qui possono accedere tutti i pazienti che hanno delle necessità cliniche, dei sintomi per i quali si rivolgerebbero al proprio medico di medicina generale. Quindi tutte situazioni per le quali pensiamo oltre a sintomatologie lieve, malanni di stagione, ma anche rinnovo di prescrizioni terapeutiche, certificazione di malattia, diciamo cose di questo tipo, piccole ferite, insomma piccole medicazioni. Quando invece non si deve venire qui? Ecco, questa non è una struttura organizzata o adatta a gestire l'urgenza e l'emergenza. In caso di dolore toracico, sintomi neurologici, diciamo alterazioni del volto, mal di testa importanti, traumi importanti, il percorso corretto è sempre chiamare il 112 o se si riesce insomma rivolgersi al pronto soccorso. Nell'orario diurno si accede qui? Sì, ogni giorno, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20, è aperto l'ambulatorio cure primarie per condizioni cliniche non differibili, al quale si può accedere direttamente suonando al citofono. Invece la notte si va più avanti qui? Sì, di notte abbiamo trasferito qui il servizio di continuità assistenziale, per cui dalle 20 alle 8 ogni notte e i festivi in questa sede trova anche proprio luogo il servizio di continuità assistenziale, per capirlo la vecchia guardia medica che si è trasferito dal Gervasutta. Bisogna telefonare, viene fatta una valutazione medica che può discriminare se sono sufficienti dei consigli telefonici, se è necessaria una visita ambulatoriale o se il paziente è in condizioni
condizioni tali da non potersi muovere, vengono garantite anche le visite domiciliari. Le persone hanno capito, noi vediamo dei flussi di utenza elevati quando gli ambulatori dei medici di medicina generale sono chiusi. Arriviamo tra i due servizi insieme in circa il centinaio di persone che vengono visitate ambulatorialmente. Durante la settimana, quando gli ambulatori dei medici di medicina generale sono aperti e disponibili, abbiamo in questo momento un flusso di utenza più basso. Siamo anche in attesa comunque di una campagna informativa regionale che spiegherà, diciamo, in maniera più ampia le finalità del servizio e la presenza. Ecco qua. E ce lo spiegherà e commenterà questo servizio il dottor Guglielmo Pisani. Allora, dottor Pisani. Assolutamente bellissima la struttura e anche come direbbero gli inglesi, la location. Io rimango sempre perplesso perché il medico di medicina generale aveva un vantaggio enorme rispetto ai colleghi. Era quello di conoscere il paziente, certo, e conoscere anche la famiglia e conoscere anche l'ambiente sociale e altre problematiche che potevano essere presenti. Per cui il paziente veniva visto come un insieme, un tutt'uno. Diciamo che praticavamo io pratico ancora per poco, però una medicina olistica, ossia una medicina che coinvolge tutto l'ambito del paziente. Invece queste strutture bellissime, ripeto, bellissime, sono finalizzate a dare una risposta, diciamo così, o H24. Ma H24 vuol dire avere sempre la possibilità di avere la ricetta, che non è mai un'urgenza la ricetta, nel senso che bisogna anche che ti organizzi, se vedi che stai finendo determinati farmaci, puoi rivolgerti al tuo medico di medicina generale. Invece adesso ci siamo spostati come visione nel garantire al paziente la presenza di un medico 24 ore per 24 ore, lasciando perdere quello che, ripeto, era una grossa forza della medicina generale, quella di avere un rapporto personale con il paziente. Là, in queste strutture, tu puoi andare a qualsiasi ora, però trovi un medico e poi la volta dopo ne trovi un altro che ha sempre i supporti informatici, eccetera, però non è la stessa cosa. Ecco, io su questa cosa sono molto scettico e critico. A me capita personalmente non dico di capire subito come entrano, qual è il problema, però mi aspetto un certo tipo di problema perché so che quel paziente ha quelle difficoltà. Sempre, ripeto, finalizzato a alleviare il pronto soccorso dei cosiddetti codici bianchi, però come dicevamo prima, bisogna fare dell'educazione nei confronti dei giovani. Mi permetto di dire che bisogna fare educazione anche nei confronti di tutti gli utenti della sanità, nel senso che io mi rendo conto che quando uno sta poco bene vorrebbe la risposta istantanea, però noi non siamo la persona più importante del pianeta in quel momento. Quindi se stai finendo una medicina non è necessario che ti sia fatta la ricetta, ti sia redata la ricetta dopo 10 secondi che ti sei accorto della mancanza di tale medicina. Quindi le case e poi, ripeto, scusatemi ancora se io sottolineo questo punto,
chi diavolo ci mettiamo dentro quelle case di comunità? Gli infermieri non trovano gli infermieri, le case di riposo non trovano gli infermieri. In ospedale stanno scappando tutti come leprotti. Medici di medicina, in Italia non mancano i medici, in Italia mancano determinati medici, mancano medici del pronto soccorso, anestesisti, medici di medicina generale e anche i chirurghi, perché sono lavori pesanti che non vengono gratificati né dal punto di vista economico né tantomeno dal punto di vista del prestigio di queste prestigio o gratificazioni professionali di queste specializzazioni. E quindi, ripeto, bellissima struttura, ma secondo me destinata a essere deserta dal punto di vista degli operatori. Dottor Pisani, non è che qualcuno non ha ascoltato bene le esigenze di queste persone, quasi sempre, e molti di loro diversamente giovani, visto la denatalità che abbiamo e le patologie che abbiamo, i quali da anni dicono, proprio all'inizio, quando hanno sentito l'importanza di avere il medico di famiglia, quando questi medici di famiglia sono andati in pensione, la disperazione, ma mi conosceva, sapeva, ecco, quello nuovo che ho mi sembra di essere un numero, non mi visita neppure. Non è che sia stata ascoltata, dottor Pisani, di più questa frase, mi sembra di essere un numero, più che avere il medico, l'ascolto, la visita, anche no. Cioè, mi sembra che quello che sta dicendo lei è chiarissimo, ma sta parlando un medico che sta andando in pensione, ecco, con dei numeri che si può permettere anche di fare delle critiche, o sbaglio, certo, colonnello? Certo. Ecco, io sono convinta che questo ascolto doveva essere fatto molto prima di iniziare a costruire le case di comunità. Ma, dottor Pisani, il problema è semplicissimo. Arrivavano i soldi del PNRR, che tutti detestavano l'Europa, specialmente la politica dell'Europa, però tutti se li sono presi, sia quelli da restituire che quelli a fondo perduto, anzi facevano la gara proprio per arrivare, per prenderli tutti. E cosa hanno fatto? Erano destinati al terzo settore, dottor Pisani, gran parte dei fondi del PNRR erano destinati al terzo settore, che vuol dire servizi alle persone, poi terzo settore a 360 gradi. Li hanno dirottati, dottor Pisani, per costruire quello di cui stiamo parlando, perché con il cemento faccio tutto, faccio subito e ho la visibilità, ho costruito, lo vedi? Ho costruito, capito io? E adesso cosa facciamo? Sono stati chiusi ospedali che funzionavano benissimo, funzionava della disperazione anche di chi lavorava all'interno, che diceva guardate che non si può, non è giusto, ma perché? Ma sembra che siete stati ascoltati. Allora quella politica che diceva buona la politica regionale, lei cosa dice, dottor Pisani, visto quello che lei ha detto e quello che ho detto anch'io, che sento in giro, perché mi arrivano le telefonate, cioè le mail, queste sono? Mirella sta sfondando una porta aperta. Io recentemente ho frequentato un corso di aggiornamento sulla spesa farmaceutica, tanto per cambiare, e si diceva che la sanità italiana, che era un fiore all'occhiello in Europa, che era una delle migliori d'Europa, è scesa nella graduatoria al di sotto di paesi come la Slovacchia e la Repubblica Ceca, che erano molto dietro di noi nelle classifiche. E loro hanno investito sul territorio e noi no. Cioè, noi abbiamo
molte volte mi trovo in difficoltà perché avrei bisogno di interventi infermieristici sul territorio e i poveri infermieri che devono intervenire sul territorio non riescono a evadere tutte le richieste. Però abbiamo le case di comunità. Allora lei provi a immaginare come è possibile portare un paziente diversamente giovane, magari con grossi problemi di motilità, a medicare delle ulcere al decubito in una casa di comunità. Questa è la realtà. E cosa puoi farci? No, ma anche perché il dottor Pisani si era sentito che avevano tentato anche di integrare nelle farmacie anche certi esami, cioè erano diventate importanti anche le farmacie. All'improvviso non si capisce più niente, facevano l'elettrocardiogramma, la pressione, cioè questo farmacista era diventato importante. Ecco, non si riesce a capire, ma gliel'ho detto perché il cemento dà la visibilità subito, perché vedi, siccome noi siamo innamorati delle strutture, ecco, noi abbiamo la struttura, bisogna avere la struttura, ecco, ormai non respiriamo neanche più la struttura che hanno fatto, perché questa è la verità, specialmente qua da noi, però è quella che ti dà la visibilità. È là che io vedo quello che riesco ad aver fatto con e li ho presi, poi magari vi dirò anche dove voglio io. Colonnello, ecco, ma l'etica anche della politica, lei è un militare, sa di cosa sto parlando e soprattutto come vede la figura di Vanacci, lei colonnello? Io sono un militare, per cui... Come militare, naturalmente. No, dico, Vanacci è un ufficiale, per cui certo. Non mi sembra che dica cose assurde, anzi, che poi si voglia interpretare in un certo modo è altro. Ma per quello che lei diceva delle infrastrutture, non si può continuare a costruire su terreno agricolo infrastrutture, grandi magazzini. Non ci stanno più, ma non c'è bisogno di questi grandi magazzini. Sono veramente troppi. Invece quello che diceva il dottore, io mi chiedo, ma quando da noi forse siamo una nicchia, quando da noi va via un direttore, viene il nuovo, si affianca e fa un periodo di affiancamento. Mi chiedo, adesso il dottore va in pensione, ma c'è il suo sostituto, è previsto dalle loro normative, non lo so. Da noi non può essere che uno va via e non c'è il sostituto, è impensabile. Quindi le cose funzionano da noi. Perché nell'ospedale non può essere la stessa roba? Anzi, vorrei chiederglielo, dottore, ma il suo sostituto c'è? È previsto? Dottor Pisani, c'è il suo sostituto? No. Ah, ecco, appunto. Cioè finisce. Non può essere. Ma, colonnello, mi scusi, ma 1 più 1 fa 2, cioè non hanno pianificato. D'altra parte, se pianificavano, non poteva crescere così a dismisura la sanità privata. Se avessero pianificato, colonnello, allora è anni che dicono che dobbiamo farci la pensione integrativa perché la pensione che prenderemo non basterà più. Certo. Sono anni che hanno pianificato il nostro stile di vita futuro e che noi non siamo stati attenti a quello che dicevano, a quello che stavano organizzando e pianificando, ed è il risultato che adesso vediamo. 30 anni fa mio figlio c'era il numero chiuso all'università, passavano a Udine 90 persone, quel punto. Ogni anno c'era il numero chiuso e 90 medici. Cioè, pochetti per la verità per poter alimentare poi il dottore qua che deve andare in pensione. Però il dottore Pisani è stato chiaro, ha detto non è che mancano i medici, mancano determinati medici, certo. Perciò bisogna anche capire, pianificare, cioè hanno la data di nascita, non è che non sapessero che succedeva questo. Però l'obiettivo era un altro. Permettetemi, bisogna anche parlare chiaro nella vita. Guardate com'è proliferata la medicina privata, l'assistenza privata e poi... Infatti dagli ospedali vanno nei centri. Certo. Dottor Pisani, con quale messaggio ti saluta? Intanto vi saluto in maniera molto affettuosa perché mi è stata data la possibilità di esprimere il mio parere e sono assolutamente d'accordo con quanto sta dicendo Mirella
la volontà era quella di smantellare la sanità pubblica e ci siamo riusciti. La sanità pubblica, mentre la sanità privata è stata potenziata. Faccio un breve appunto. Sanità privata che non avrà reparti di rianimazione perché costano una follia, non avrà pronto soccorso perché non ci sono medici di pronto soccorso, avrà sicuramente la ginecologia ma non avrà l'ostetricia, avrà sicuramente l'ortopedia e quindi le prestazioni più remunerative saranno garantite. Non so se saranno garantite altre prestazioni. Vi saluto con un gusto agrodolce in bocca, perché vado sì in pensione, ma con questo gusto agrodolce, perché 35 anni di convenzione, 43 anni di lavoro sono sempre stati fatti con grande energia e con grande entusiasmo, e adesso l'entusiasmo purtroppo non l'ho più. Grazie veramente, grazie. Io sono convinta che lei dovrebbe continuare, dottor Pisani, proprio per l'etica, per la competenza che ha e soprattutto la passione del medico. Ecco, questo si capisce lontano 1 chilometro che lei ha proprio la passione di fare il medico, è una professione, se si ama, penso anche bellissima, però come tutti i lavori bisogna amarli. Allora, grazie veramente dottor Pisani, spero che ci ripensi, magari lo ritroviamo in qualche casa di comunità, non si sa mai, dottor Pisani, mai dire mai nella vita, dottor Pisani, mai dire mai. Allora, colonnello Pedroni, vediamo il libro, vediamo la copertina del libro del colonnello Pedroni, come ci saluta, con quale messaggio, cosa vuole dire colonnello? No, io volevo dire che se qualcuno ha delle storie in testa, che ha ricordi, di su una foglio di carta, perché altrimenti va persa la storia. Noi viviamo di storia, siamo la storia, quindi perdere questi racconti, perché? Ripeto, non è che uno scrive perché poi vuole pubblicare un libro, ma perché rimanga traccia. Qualcuno poi magari un giorno raccoglie tutti questi fogli volanti messi in un cassetto e ricostruisce un nonno. Mi dà il libro per cortesia, perché lei mi ha mandato le foto, ma io non vedo la foto del libro, perciò la facciamo vedere, la mia di Africa, non so se in regia c'è, comunque ve la faccio vedere. Ecco, molto importante questa foto per far capire anche il percorso di questo uomo, di questo papà, di questo figlio che vuole tramandare al figlio e anche ai nipoti, ai figli e ai nipoti quello che era il loro nonno, piccole storie, ma storie che possono intrigare, possono far capire anche chi era questo nonno, ecco, perché dal percorso di vita si capisce era anche una persona che amava l'avventura, certo, perché è più di così, e questa passione speriamo che venga tramandata. Perciò grazie veramente anche al colonnello Antonio Pedroni di essere stati con noi con questo libro La mia di Africa. Grazie ancora al dottor Pisani, pubblicità. La professoressa Angela Ferraro, dirigente scolastico Istituto Comprensivo Coletti di Treviso, un istituto, penso uno degli istituti, forse anche uno dei pochissimi o l'unico, che fa tantissime cose, ma tantissime cose. Lei ce la sta veramente mettendo tutta, dovrebbero premiarla questa prof. Altro che storie, per quello che sta cercando di dire, di fare con questi ragazzi, far conoscere la loro storia, le loro radici. Ieri ho avuto, professoressa Ferraro, una cosa bellissima. Ho visto, mi ha portato la professoressa Vincitorio, non so se lei la conosce, che fa parte del comitato 10 febbraio, comitato del ricordo, i ragazzi che leggono Dante, fatta con l'intelligenza artificiale, tutto fatto da loro, poi glielo faccio vedere perché è bellissimo.
E io dico, ma queste cose andrebbero girate, perché questi ragazzi, se tu li motivi, ci sono. Vediamo se è arrivato anche il dottor Claudio Malamace, comandante polizia locale di Conegliano. Che piacere vederla, comandante, buongiorno. Buongiorno a tutti. Abbiamo queste due realtà questa mattina, questo comandante che anche a Conegliano, come in altre città, in altri paesi, non riescono più a capire come fermare questi pochi, lo dico io, non sono tanti, pochi ragazzini che veramente hanno perso il lume del buonsenso, dell'equilibrio, della ragione. Questa professoressa che invece sta cercando, essendo dirigente di una scuola anche importante a Treviso, di dare dei segnali con la cultura, con la storia, portandoli a fare delle cose importanti, penso anche alla raccolta dei farmaci per i bambini, ma quando sono le giornate del ricordo, della memoria, quello che si può fare anche all'interno della scuola, fuori della scuola, uno ne fa e 100 ne pensa, poi ne fa 1000. Però anche lei fa fatica perché siamo così, ecco, chi fa tanto non viene veramente premiato, come lo dico io, non perché voglio essere premiata, ma come mondo del volontariato siamo alla stessa stregua, abbiamo un mondo del volontariato che fa tantissimo, però poi vediamo sempre i soliti noti, quei 2 o 3, non si sa neanche perché gli altri sono invisibili. E invece questa professoressa, questa dirigente dovrebbe essere molto visibile, perché sta cercando di dare un'educazione anche con la cultura, col mondo del volontariato, chi ha più ne metta, con la storia e le radici. Prego, prof, cosa ci racconta? Innanzitutto, diciamo, il mio lavoro è un lavoro di squadra con tantissimi docenti che, come dire, insieme a me guidano tutte le iniziative e le progettualità che portiamo avanti con i bambini e con i ragazzi. Quindi la scuola è essenzialmente fatta dal corpo docenti, poi c'è una segreteria fantastica che supporta l'organizzazione, quindi è una macchina fatta da gruppi di persone, quindi non assolutamente, io diciamo faccio un po' da apripista, ma è un gruppo molto coeso e molto competente, quindi noi possiamo mettere a terra un sacco di iniziative grazie a questo gruppo. Perché lo facciamo? Perché noi crediamo che una delle forme di prevenzione ma anche di stimolazione per la crescita dei ragazzi sia renderli responsabili. Responsabili significa anche dargli dei compiti di realizzare anche delle letture, delle piste teatrali, dei brani musicali, dei laboratori, metterli in prima persona, renderli protagonisti attivi, propositivi e positivi in occasione di giornate, in occasione di iniziative, in qualsiasi occasione, ma loro sono protagonisti, si sentono bene, si sentono responsabili di quello che stanno facendo e possono sviluppare anche un'adeguata sensibilità sociale sia tra di loro sia nei confronti di fatti come quelli che accadono nel mondo. Celebrare le giornate che hanno a che fare con la memoria e col ricordo, come ho avuto occasione di dire, è un modo per collocare i ragazzi oggi nel loro senso critico e dargli la possibilità di leggere quello che succede oggi attorno a loro. E devo dire, io sono molto grata al mio corpo docente e molto orgogliosa dei miei studenti che, al contrario di qualche pregiudizio che ancora resiste, sono dei bravissimi ragazzi, hanno una grande capacità umana, sviluppano delle competenze trasversali in vari settori, quelli disciplinari, stricto sensu delle materie, ma anche delle competenze che significa porsi nei confronti del pubblico, del volontariato, delle azioni di aiuto verso gli altri, nei confronti di eventi, nei confronti delle forze dell'ordine, per cui io sono serena quando li pongo in posizione di responsabilità e di attività e attivismo nei confronti del loro contesto territoriale, nei confronti della città, perché rispondono sempre in maniera positiva ed è molto importante per me far vedere che quella scuola è abitata da tanti bravissimi studenti che hanno una relazionalità sana. Allora vediamo anche cosa ha fatto questa dirigente con questa squadra fatta di insegnanti, dei bambini, di ragazzi, ecco, per capire l'importanza di questa giornata. Andiamo a vedere.
ma destinato a restare nel tempo. Nel giardino dell'Istituto Comprensivo Coletti, in via Santa Bonanuova a Treviso, gli studenti hanno messo a dimora una pianta di rosmarino in memoria di Norma Cossetto, giovane istriana uccisa nell'ottobre del 1943 e divenuta simbolo delle vittime delle foibe. La scelta non è casuale, la scuola si trova proprio in una strada intitolata a Norma. Durante la mattinata i ragazzi hanno suonato brani musicali e letto testi, trasformando il ricordo in un momento di conoscenza. La vittima veniva prelevata, imbavagliata perché non strillasse, poi con il camion spariva nella notte e del sequestrato non si sapeva più nulla. La dirigente Angela Ferraro ha ricordato che il lavoro sulla memoria è costante durante tutto l'anno scolastico. Non perdere la memoria dei fatti storici è importante non in sé per sé come evento mnestico, evento storico, ma come collegamento ai fatti di oggi, in modo tale che loro possano leggere, interpretare e acquisire una certa sensibilità per i fatti che accadono oggi nel mondo. Il consigliere provinciale Davide Acampora, tra i promotori dell'iniziativa, ha sottolineato l'importanza di trasmettere questi valori alle nuove generazioni. È nostro dovere portare avanti questa giornata nel rispetto appunto di chi ha sofferto, di una pagina triste della nostra storia e quindi per Norma Cossetto. Questo l'abbiamo fatto davanti a una scuola, non a caso, perché i ragazzi andando a scuola, leggendo quel cartello, si devono porre delle domande. Chi era Norma Cossetto? Allora, comandante Malamacci, intanto la ringrazio di essere qui. Ecco, l'importanza di avere questi dirigenti con i quali anche voi vi confrontate, le famiglie, gli amministratori, ma poi bisogna arrivare a questi ragazzi a far capire veramente che il percorso della tua vita è un percorso che deve farli crescere con la storia, la cultura, i buoni esempi, i ricordi. Cosa dice? Lei è venuto a vedere, era con noi e ha visto anche, ecco, dopo chiedo se riescono a far rivedere questo Mercy che abbiamo proprio girato al Dina Orsi di Conegliano con questi meravigliosi ragazzi. Ecco, questi sono gli esempi da far vedere, da applicare. Cosa dice il comandante Malamaccio? Cosa direbbe a questa dirigente che veramente ce la sta mettendo tutta? Altro che i cattivi esempi tutti i giorni sui giornali, non dico che non ci siano, ma però, prego comandante. Allora, la situazione, la questione giovanile sicuramente è molto complessa, però un plauso alla dottoressa Ferraro per quello che fa, perché la sensibilità che ha dimostrato nell'attuare questi programmi non è comune e quindi benvengano queste iniziative. Quando ci sono iniziative collaterali, li chiamo collaterali rispetto agli ordinari programmi di istruzione, non sempre c'è una partecipazione attiva di tutti gli istituti. Io comprendo che ci sono tante cose da fare a scuola, quindi bisogna organizzarle per tempo, però è importante proprio il collegamento con il passato per far rendere conto a questi ragazzi cosa oggi, la fortuna che noi oggi abbiamo di vivere liberi in questa società. E soprattutto, come diceva lei, insomma, sono ragazzi che se presi, la maggior parte, insomma, presi singolarmente, sono dei bravi ragazzi, ragionano. Noi nell'attività che facciamo nei vari istituti scolastici questo lo notiamo, soltanto che spesso si lasciano un po' trascinare dal gruppo e alcune volte non hanno, anzi forse la maggior parte delle volte, dietro non c'è una famiglia solida e quindi ecco che si arriva a una devianza e poi subentrano le varie problematiche. Sicuramente il ruolo della famiglia è importante, oggi più che mai perché questi ragazzi sono molto sollecitati dal mondo esterno e la sollecitazione arriva proprio attraverso i social, che è uno strumento di larghissimo uso. Un tempo magari c'erano altre attrattive,
adesso insomma si vedono questi ragazzi che senza il cellulare sembra quasi che non riescono a vivere. E quindi spesso però queste sollecitazioni che arrivano dal mondo virtuale sono delle sollecitazioni distorte, sono delle... diciamo, si cerca di conformare questi ragazzi a un modello ideale che poi magari non è il modello giusto di vita. Quindi grazie a queste iniziative, grazie alla testimonianza di chi ci ha preceduto e quindi che ha reso il nostro paese libero e anche un grande paese di cultura, si può portare i ragazzi a ragionare, avvicinarli di più sia alla cultura ma anche alle istituzioni, e ci sono vari percorsi anche a Conegliano, insomma, con l'assessorato alla pubblica istruzione si fanno diversi percorsi di alternanza appunto con la scuola, dove i ragazzi vengono a contatto con la pubblica amministrazione, con i vari uffici, per far capire loro come funziona, oltre che poi con il mondo associativo. Professoressa, prego. A proposito di questo mi ha fatto venire in mente il comandante che per esempio nel percorso di peer education, tutti sanno che sono abbastanza, ma io sono fissata sulla peer education perché è la più grande forma di prevenzione del bullismo e di educazione tra pari che esista, non gli affiancamenti tra pari, e stiamo andando avanti da 3 anni. Quest'anno sono quasi commossa dai ragazzi tutor che non solo affiancano i propri ragazzi, i propri compagni in difficoltà, ma aiutano un pomeriggio a settimana un gruppo di bambini delle scuole primarie affidati a loro, quindi fanno anche il lavoro pomeridiano. Ebbene, in questa logica, nella logica di avvicinamento tra il mondo giovanile e il mondo delle istituzioni, faranno uno stage nella questura di Treviso, uno stage formativo, perché abbiamo fatto un protocollo a giugno d'intesa con la questura di Treviso, grazie alla sensibilità del questore di Treviso Alessandra Simone, per cui i ragazzi che fanno la peer education andranno anche a fare uno stage formativo. Quindi questo in che logica rientra? Nella logica della responsabilizzazione dei ragazzi, per cui propinargli la lezione sul bullismo. Il bullismo esiste e ha varie forme, a parte che è sempre esistito, non è una novità, esatto. Ha assunto solo forme più sottili, subdole e social. Prima diciamo finiva per strada o a scuola. Benissimo, noi a parte che appunto a scuola vediamo casi di bullismo non so quasi inesistenti, forse per questa massiccia impiegamento dell'aiuto tra pari, degli affiancamenti e della peer education che avete messo in campo. Esatto, ma il trucco è renderli attivi, loro attivamente aiutando gli altri, rendendosi protagonisti di qualche progetto. Difficilmente si sentiranno delle pedine inutili e difficilmente, può accadere, ma difficilmente saranno attratti da altri punti di riferimento, come diceva il comandante, esterni. Ad esempio, nella commemorazione di Palatucci organizzata dalla Questura, gli studenti hanno scritto, hanno letto il dialogo sul Palatucci, che era un giusto tra le nazioni, ha salvato 3.000 ebrei, ma hanno anche aggiunto uno scritto per dire ci sono eroi silenziosi, come può essere un agente di polizia, un carabiniere, eroi silenziosi che non finiscono nei libri di storia perché fanno il loro dovere, ma magari potrebbero diventare anche dei punti di riferimento per le giovani generazioni che hanno altri punti di riferimento. Quindi un avvicinamento tra il mondo delle istituzioni e il mondo giovanile deve essere fatto massicciamente, rendendoli però loro stessi attivi, promotori di iniziative concrete, ma non quello che vogliono i ragazzi, mi sembra, perché sono felici quando lei promuove queste iniziative, mi sembra che quando noi li intervistiamo sono tutti felici e contenti. Comandante, forse più iniziative così con la scuola, non solo nella scuola ma anche fuori dalla scuola, nel pomeriggio, ma vanno supportati questi dirigenti, bisogna fare squadra, come dice la dirigente, non posso essere lasciata sola, e questi sono i buoni esempi. Ecco, come fare allora per unire le forze, comandante? Perché voi avete bisogno di questi esempi, avete bisogno di questi percorsi per i giovani. Prego, magari diventeranno anche più comandanti anche della polizia locale se li integriamo, perché conosceranno di più. Ecco, portarli sui luoghi, cosa dice? Ma sì, sicuramente è importante poi la continuità, quindi
anche dopo l'orario scolastico, che questi percorsi virtuosi siano messi in atto. Ed è importante, come diceva la dottoressa Ferraro, proprio che si parta dal basso, quindi che non venga calato una progettualità e i ragazzi in un certo qual modo si sentono poi costretti a doverla fare, ma stimolare proprio la loro curiosità intellettuale affinché loro possano fare delle proposte. Il percorso, secondo me, più attinente a questo lo possono fare delle associazioni naturalmente qualificate, e oggi sul territorio ce ne sono, poche, però ce ne sono, e sono anche quelle associazioni che si occupano di mediazione e di giustizia riparativa. Vengono formati questi ragazzi per prendersi carico anche delle problematiche che magari ci sono nel gruppo, ma anche problematiche che ci sono a scuola, tra di loro naturalmente alunni, e ci sono dei mediatori, o meglio dei facilitatori, nominati dai ragazzi stessi, che appunto attivano dei percorsi, naturalmente con l'aiuto dei tutor, per avere dei comportamenti virtuosi. Molto chiaro, comandante, bisognerà proprio iniziare, perché io penso, comandante, che le associazioni di volontariato non manchino, e abbiamo veramente associazioni molto preparate, anche professionalmente proprio strutturate. Ne abbiamo parecchie, comandante. Il problema è che non facciamo squadra e anche voi non sapete magari che ci sono, questa è la verità. Abbiamo i giovani che vogliono essere intrigati, abbiamo i dirigenti che vogliono fare questo, che vogliono lasciare un segnale molto importante anche all'interno e fuori della scuola. Però dobbiamo unire queste forze, perché se ognuno va dalla propria parte, lei fa la sicurezza, la professoressa fa la dirigente, io faccio volontariato, ma non uniamo le forze, non arriveremo mai. C'è qualcuno che dovrebbe coordinare. Io ho avuto ospite il presidente della regione proprio venerdì, Alberto Stefani, e gli ho detto proprio questo. Ecco, voi in regione dovete fare una cosa importante, dovete capire chi siamo, cosa facciamo, tu cosa fai? Ecco, ti devi occupare di questo, fai l'ascolto, perfetto. Tu cosa fai? Il trasporto, fai il trasporto. Dobbiamo ognuno avere un ruolo, perché se tutti facciamo tutto, alla fine non facciamo niente. E questo non va bene, perché è un momento veramente delicato, c'è un cambiamento culturale, prof, che sta avvenendo. Dobbiamo essere pronti. Questi ragazzi stanno volando, vuoi per gli strumenti, vuoi perché sono nati così, un'epoca dove si corre, ma questi stanno volando, sono dei creativi, ma siete voi che dovete tirare fuori questa creatività. Loro non sanno mica di averla, però dovete essere supportati, non lasciate a voi tutto l'impegno di creare le iniziative, di portarsele avanti, e poi è come la panchina, professoressa. Ma chi se ne frega della panchina se dopo non ho il dopo panchina? Comandante, sbaglio? Io vedo tante panchine, perfetto, e dopo dove vado? Chi è che mi ascolta? Cioè non è che io non ce l'ho con la panchina, ma non c'è il dopo panchina, non c'è l'ascolto che dovremmo avere. Quando io penso che il medico di famiglia mi dice, comandante, che non ha, lo dico anche alla professoressa, che non ha l'elenco delle associazioni di volontariato, che quando arriva il paziente non sa dove dirottarlo, cioè non so io. Cioè sono io che devo dire che il medico di famiglia, la farmacia deve avere un elenco di associazioni in maniera, perché quelli sono i punti, i preti non rese più, suore neppure, è rimasta la farmacia, il medico di famiglia ancora se resiste, devono avere dei punti di riferimento, non può essere che l'ammalato viene lasciato da solo una volta dimesso dall'ospedale perché nessuno sa come fare. Io ho avuto un medico di famiglia che ha detto io lo riporto in ospedale, ha chiamato il primario, ha detto io ve lo riporto, ha detto no, non puoi, cosa faccio? Capisce che siamo in tanti, ma alla fine come siamo messi? Ecco, grazie a queste forze, comandante, secondo me riusciremo a unire le forze, perché la scuola è fondamentale, ma è fondamentale anche la famiglia. Ma se la famiglia non c'è, allora deve arrivare il mondo del volontariato, non potete farle voi queste cose. E secondo me anche l'US adesso viene tolto il sociale, però gli è dato questo compito gravoso di parlare con i ragazzi, ma secondo me c'è qualcosa che non torna. Comandante? Ma allora,
Io adesso lungi da me da voler demonizzare le famiglie, però ripeto, la famiglia è la prima agenzia educativa di un giovane. Per fortuna la maggior parte delle famiglie sono presenti. Poi in realtà si sa che quei pochi che invece deviano fanno più rumore di tanti altri invece che si comportano bene. Però, come dice lei, sì, bisogna far rete. Ci sono appunto diverse associazioni che lo fanno, tant'è vero che anch'io faccio parte di un tavolo, tra l'altro il tavolo sociale di giustizia riparativa, quindi non ho scelto di partecipare al tavolo giustizia quanto al tavolo sociale, perché ritengo che determinate problematiche, prima ancora che siano classificate come condotte criminali, ritengo che si tratta appunto di disagi sociali. Poi naturalmente se il disagio sociale viene lasciato a se stesso, quindi non ci prendiamo cura, ecco che poi evolve e quindi si va nel campo della criminalità o della microcriminalità. Però per fare rete naturalmente ci vuole un coordinamento, altrimenti da soli, come si diceva, non si va da nessuna parte e le singole iniziative lasciano il tempo che trovano. Il coordinamento però o lo si fa a livello istituzionale e allora forse ha un senso, quindi creare proprio questi tavoli dove poi non sono soltanto tavoli di discussione, ma tavoli in cui ci si impegna e si lavora in maniera concreta con progetti che poi vengono attuati sul territorio, oppure bisogna comunque affidarsi al singolo, quindi alla buona volontà del singolo di far squadra. E allora sì che il team può risultare vincente. Ci sono delle realtà, io ne cito una perché è quella che conosco insomma di più, che è la Polizia Locale di Torino, dove appunto c'è un nucleo che si occupa per lo più di polizia sociale, tra virgolette. Coniamo magari questo termine che può sembrare un termine un po' particolare. C'è il nucleo di prossimità che si occupa proprio di intercettare questi giovani che magari sono un po' così bisfrattati e portarli all'interno di un percorso non soltanto a livello di istituzione, ma anche attraverso progetti con le associazioni, con l'istituto scolastico e quanti altri possano essere utili per cercare di dare consapevolezza a questi ragazzi e soprattutto, come si diceva, alcune volte manca il senso della responsabilità. Quando si agisce in gruppo, si commette qualcosa di illecito, almeno parlando così con i ragazzi, si pensa che la responsabilità non è di nessuno, perché il gruppo è un qualcosa che magari loro vedono come astratto. E quindi non si rendono conto invece che ogni partecipante al gruppo ha una responsabilità personale e quindi bisogna insegnare loro, o meglio far rendere conto che a ogni azione corrisponde poi una responsabilità e quindi dalle responsabilità non bisogna fuggire. Ma è proprio questo, comandante Mallamazzi, noi dobbiamo intrigarli con la responsabilità, è quello il grande problema, dobbiamo fare questi tavoli per renderli responsabili, perché mi scusi comandante, perché se andiamo avanti così, quei pochi, perché non sono tantissimi, diciamo la verità comandante, rispetto a quelli che si comportano bene. Il problema è che quei pochi dobbiamo fermarli, perché è come l'albero, inizia da un frutto, ma se poi io lascio là quel frutto, altri frutti si guastano, perché il gruppo è importante a quell'età là. Io devo far parte del gruppo, ma il gruppo deve essere sano, e il gruppo sano deve essere fatto con la scuola, col volontariato, con la famiglia, con lo sport. Abbiamo tutte queste possibilità, ma se qualcuno non coordina, comandante, non c'è niente da fare, professoressa, cosa può fare? E invece cosa fa la professoressa anche per quanto riguarda il bullismo? Ha un progetto, andiamo a vedere.
Che cosa hai fatto per diventare un tutor? Ho aiutato dei miei compagni, soprattutto quelli in difficoltà che i professori mi hanno chiesto di affiancare. È uno dei ragazzi tutor delle scuole medie Coletti di Treviso. Giovani al centro di un progetto innovativo per contrastare emarginazioni e fenomeni di bullismo a scuola. Nella mia scuola inizialmente c'era qualche problema comportamentale di bullismo, questo risale a quasi 3 anni fa. Abbiamo iniziato da più di 2 anni una pratica che si chiama peer education, educazione tra pari, un affiancamento dei ragazzi tutor, che si chiamano così, nei confronti di ragazzi o con uno svantaggio linguistico o uno svantaggio socioculturale, in modo tale da veicolare uno strumento di aiuto e di educazione che previene il bullismo non solo, e educa all'intelligenza emotiva e all'empatia. Educazione alle regole, ma soprattutto alla socialità, che parte proprio dal rapporto tra studenti, anche al di là delle provenienze etniche. Alla fine abbiamo proprio messo da parte quelle che sono anche le nostre diversità culturali e siamo riusciti ad approcciarci in modo veramente molto bello, e si è creata un'amicizia che, nonostante non sia diventato il mio migliore amico, comunque abbiamo legato. Avevo un compagno che aveva il gesso e per un periodo l'ho dovuto aiutare per scrivere magari anche i compiti, perché lui non riusciva neanche a muovere la mano. E alla fine? E alla fine dopo è guarito e con un po' più difficoltà è tornato a scrivere. Ti ha dato soddisfazione questo? Sì. Siete anche diventati amici? Sì, siamo diventati molto amici legati. Un progetto che il Ministero a Roma sta guardando con interesse, visti i risultati, per applicarlo a tutte le scuole italiane. Risultato? Il risultato è che non abbiamo più casi di bullismo, perché c'è un vantaggio diretto, ovvero i ragazzi che affiancano i ragazzi, e un vantaggio indiretto, cioè gli altri ragazzi osservano dinamiche di aiuto tutti i giorni nelle loro classi, non osservano più sopraffazione, violenza eccetera, sono casi estremamente isolati, c'è un effetto di contagio positivo e noi siamo qui anche per dimostrare che non esistono solo i bulli, ma esistono anche i bravissimi ragazzi che aiutano i loro compagni. Allora, professoressa. Allora, mi aggancio sempre quando diceva il comandante, oggi va perfetta per me, perché adesso inizieremo, grazie al Rotary Club Treviso, che mi ha permesso di avviare la peer education, i tavoli di giustizia riparativa, quindi aumentiamo il livello di propositività, attività, responsabilità dei ragazzi con un percorso triennale di giustizia riparativa insieme all'IC4 Stefanini di Treviso, che è già diciamo più esperto nel settore, quindi come dire, a fianco a una modalità che è diventata una consuetudine tra i miei studenti, quella della peer tutoring, ci sarà anche questo nuovo progetto della giustizia riparativa, questo nella logica di responsabilizzazione e rendere i ragazzi più attivi possibili nel governare i propri processi emotivi, ma soprattutto i propri processi relazionali, perché lì il problema. Detto questo, il grande vulnus, come ho scritto nel libro che sto andando in giro cercando di soprattutto parlare ai genitori, il grande vulnus del nostro tempo, per cui i ragazzi sono in alcuni casi non così pochi problematici, sono i genitori, cioè una generazione di genitori che ha abdicato abbastanza le funzioni genitoriali anche in termini di sicurezza, di capacità di sostare nel conflitto con i figli, di maturità personale non adolescenziale come nel caso di alcuni adulti, tutta una serie di questioni che attengono a una generazione di genitori che ha un po' perso di autorevolezza. Ora la scuola c'è, fa la sua parte al massimo che può, ma non è che può sostituirsi a tutto. Quindi facciamo del nostro meglio, perché sappiamo cosa fare per i ragazzi, loro devono essere più attivi possibili, ma la famiglia dovrebbe fare la propria parte. Un'altra variabile molto molto importante per prevenire casi di bullismo che ho osservato, lo sport. I ragazzi difficili che magari non riescono a stare 6 ore in classe, messi a fare sport, hanno un comportamento diverso, soprattutto gli sport di squadra con degli allenatori validi, con una certa autorevolezza. I ragazzi non presentano, io non ho casi di bullismo, problematiche tra pari in 3 anni di scuola a curvatura sportiva. E non è una scuola all'interno del centro storico.
Ecco, attenzione, perciò capite l'importanza. Comandante, cosa dice a questa prof che sta spiegando, ecco, l'importanza di essere nel pezzo, ma con attività, con progetti veramente che intrigano i ragazzi? Prego, comandante. Ma ripeto, sicuramente sono dei modelli che dovrebbero essere copiati, proprio perché poi quando si lavora così, in un certo senso ci tolgono poi il lavoro a noi, nel senso che non ci troviamo questi ragazzi che dobbiamo intercettare sempre e ricondurli, insomma, sulla retta via. Sicuramente, come diceva la dottoressa Ferraro, importante anche è lo sport, quindi lo sport di squadra, ma a questo aggiungo magari dei percorsi, non so, per chi è appassionato di musica, chi è appassionato di arte, dipingere, eccetera, eccetera, quindi impegnare questi ragazzi a fare qualcosa che sviluppa loro questa curiosità intellettuale, come si diceva prima, e soprattutto metterli in relazione gli uni con gli altri, perché alcune volte la difficoltà e l'aggressività che emerge è proprio il fatto di non riuscire a condividere semplicemente degli spazi. Cioè ognuno di loro pensa di vivere in un mondo ideale, in un mondo individualista, o ancora peggio singolarista, e quindi sì, fanno fatica poi a interfacciarsi con i loro coetanei o comunque con la società. E quindi ben vengano le iniziative anche diciamo parascolastiche, come possono essere le attività sportive, naturalmente quelle discipline che poi diciamo sono anche educative per i giovani. Abbiamo avuto perché poi magari qualcuno dice sì, ma non ce lo possiamo permettere economicamente qualche famiglia, perché comunque costa fare sport. Però ci sono dei casi in cui anche con dei progetti dell'amministrazione comunale mette a disposizione dei fondi, dei contributi, proprio per venire incontro a queste società sportive che poi offrono gratuitamente o comunque con una riduzione notevole. Comandante, mi scusi se la interrompo, ma il tempo è tiranno e devo correre. Anche non questo, mi sente. che l'istituzione collabori, quindi dialoghi con le varie società sportive piuttosto che con associazioni culturali, come per esempio può essere la musica, e ce ne sono per fortuna insomma diverse che si mettono a... Sì, ma comandante, mi scusi, ma devo correre perché il tempo è tiranno, purtroppo anche una telefonata. Il problema è, vede comandante, che non è vero che non ci sono le possibilità economiche, perché facciamo gratis. Lei ha visto al Dina Orsi, abbiamo fatto tutto gratuitamente, perché abbiamo trovato gli sponsor, abbiamo fatto squadra, il sindaco ci ha dato una mano, che ringrazierò sempre il sindaco Fabio Chiesa. Voi siete venuti, avete visto l'importanza dello spettacolo, i giovani che parlano, che veramente parlano della lettera di Papa Francesco, che parla di misericordia, di mettersi assieme, di pace, di continuate, lo stimolo che dà Papa Francesco a questi ragazzi. Ecco, vediamo le immagini, prego. Non si sente niente, ma si vedono le immagini, perfetto. Eccolo qua.
Abbiamo Mirella da Riese, vai Mirella. Ciao Mirella, buongiorno a te. Ciao. Allora voglio dire, guarda, che è una disperazione con i giovani, disperazione proprio. Perché, guarda, quei tempi che c'erano i miei figli che andavano a scuola era tutto meglio, ma 1000 volte. Alla settimana, un lunedì, martedì e giovedì, insomma c'era musica, c'era da pittura, c'era lo sport. E adesso non fanno più queste cose, non fanno più, e dove vanno? Per le strade e non sanno dove andare, i genitori lavorano, dove vanno? A fare casino, come mi è successo 2 settimane fa, mi hanno spento verso l'1 così, le 2, ecco, la luce dei contatori, del mio contatore. Sono venuta giù alle 4 a andare in bagno e non avevo la luce. Per fortuna che avevo la pila perché l'ho sempre in camera, non si sa mai, magari temporale quella, però sabato di notte e anche domenica di notte. Grazie Mirella anche della testimonianza, ecco, bisogna anche capire Mirella che però ci sono anche altri giovani, li abbiamo visti. Il comandante, ecco, si ricorda di questo spettacolo, di questo musical, ecco, bellissimo, ecco, che cercherò di farlo anche itinerante, perché questo è il messaggio che questi giovani lanciano, parole di misericordia, di pace. Ecco, alla fine pensavo di vedere una cosa così, comandante, è caduto il comandante. Allora sentiamo la professoressa, perché non vedo più il comandante, è caduto. Professoressa, cosa vuole dire? A proposito della telefonata, mi viene in mente una cosa: quando i ragazzi hanno dei vuoti, si annoiano, la noia che non riescono a tollerare e quindi non hanno nulla da fare, non hanno degli obiettivi, non hanno dei sogni, non hanno delle passioni, spesso scivolano negli atti senza senso, come staccare un contatore. Cioè il male anche del nostro tempo, per cui i genitori non abituano i bambini all'attesa, alla tolleranza della frustrazione. Voglio questo, lo voglio subito, te lo devo dare subito. Invece devi avere la capacità di un tempo lento. Nessuno legge più, perché leggere è un tempo lento. Cioè il discorso è complesso, ma ha la stessa matrice. C'è questa intolleranza della lentezza, della profondità, dell'attesa, della frustrazione, della caduta. La strada dei bambini deve essere spianata, un brutto voto, una tragedia, cioè, e loro non crescono con la capacità di misurarsi contro gli ostacoli. Oltretutto è responsabilità nostra se loro non hanno sogni, perché è la generazione degli adulti che ha veicolato il messaggio: ah, ma che lavoro vuoi fare da grande? Ma tanto non lo trovi, ma tanto non c'è niente da fare, ma tanto fa tutto schifo. Cioè loro devono essere responsabilizzati, ma resi attivi e avere degli scopi, degli obiettivi, delle cose, altrimenti si creano questi vuoti per cui ciondolano senza senso, e quando ciondolano senza senso, senza scopo, senza obiettivo, senza qualcosa da fare, rischiano di fare azioni senza alcun significato, un po' vuoti. Il vuoto non va riempito solamente, va, come dire, va seminato dal basso, come un orto. A proposito di laboratori. A proposito di orti, vero, che anche questa è una cosa molto importante. Ma non pensa, prof, io ho avuto un genitore, lo racconto anche spesso, dove questo figlio si era comportato malissimo a scuola, aveva fatto un atto dove è stato veramente punito. Ho detto: io non posso vedere mio figlio sul divano, mio figlio doveva continuare ad andare a scuola, anzi di più ancora di prima. Capisce che io non devo essere fortunata ad avere quella dirigente, ma quello che mi aspetta di diritto è essere seguito, crescere nella maniera giusta, ma non lo può fare solo la scuola da sola, lo dicevo anche prima, non lo può fare solo il comandante Malamace, non lo può solo fare il mondo del volontariato, dobbiamo farlo tutti assieme, non divisi, perché continuiamo a essere divisi. Allora andiamo a vedere proprio questi orti, visto che parliamo di orti, del Coletti, poi vediamo se è arrivato il comandante Malamace.
L'evento di maggio, festa delle relazioni dei quartieri nord di Treviso, che coinvolge 10 scuole e 40 associazioni sportive e culturali. Al Parco Ali Dorate di Monigo 400 minori insieme alle loro famiglie si sono impegnati in una giornata di giochi, sport, tornei con spazi dedicati all'interculturalità e all'accoglienza. L'iniziativa, promossa dal gruppo Scuole e Territorio dell'IC5 con il coordinamento della cooperativa Alesse e la partnership dell'Istituto Comprensivo Coletti di Treviso e del Comune. L'evento di maggio è sostenuto fin dal principio dal Comune di Treviso perché è un'occasione di incontro, di comunità in cui tutte le realtà del territorio sono presenti e lavorano in sinergia, mettendo al centro i nostri bambini e i nostri giovani con l'obiettivo di rafforzare la comunità educante e mettere insieme scuola e territorio. Insieme al territorio che gravita intorno alle scuole, qualcosa in cui crediamo, la sinergia tra scuola e territorio. Ringrazio tutte le associazioni che hanno partecipato e che stanno collaborando a realizzare questa festa di famiglie, questa festa di territorio, questa festa di quartiere. Vediamo anche la festa della comunità, così vediamo questa prof cosa riesce a fare. Rimandala. 14ª edizione dell'evento di maggio, festa delle relazioni dei quartieri nord di Treviso, che coinvolge 10 scuole e 40 associazioni sportive e culturali. Al Parco Ali Dorate di Monigo 400 minori insieme alle loro famiglie si sono impegnati. Allora prof, questo era quello che abbiamo fatto all'ippodromo Sant'Artemio. Certo. Quello che era stato iniziato a fare a Villa Margherita. Il problema è che quando tu fai, ma non perché siamo i più bravi, che avevamo fatto questo, qualcuno ha dato fastidio e eccolo qua, si rompe quella cosa perché la devo spostare da un'altra parte, perché la devo fare io, non la può fare, non le possono fare quelle associazioni. Allora capisci che finché continuiamo a copiare quello che è fatto, perché devo avere io la visibilità e non lo devono avere quelle associazioni. Finché non riusciamo a capire l'importanza della squadra che mette assieme associazioni, quello che abbiamo fatto, cioè questa è la storia, non posso dire che non è vero, ma perché lo devo fare da un'altra parte se ho un posto bellissimo che è l'ippodromo di Treviso con degli spazi enormi, tutto attrezzato, attrezzatissimo? Perché no? Perché devo sempre dividere, sempre togliere, sempre spostare. I ragazzi capiscono questo. Io ho ricevuto tantissime telefonate di genitori, di ragazzi, di sportivi. Ma perché non più là? Ma perché devo andare da un'altra parte quando avevamo iniziato là il terzo anno? Capisci che questi messaggi sono devastanti per i ragazzi che partecipano, per gli allenatori, per gli insegnanti. Lei quante volte è venuta a Sant'Artemio? Tante? 2 o 3 volte è venuta, anche 4 penso, è sempre venuta, ha sempre partecipato, capiva l'importanza di esserci. Capisce che continuiamo a sbagliare, perché? Perché se invece la politica facesse un passo indietro e lasciasse fare a chi di dovere, a voi soprattutto, a voi che conoscete i problemi, le angolazioni, come prendere questi ragazzi, cosa è utile perché li conoscete, vivete con questi ragazzi. Lei ha detto una cosa importante, lo sport è fondamentale. Ecco, lo sport vuol dire regole, vuol dire impegno, sacrificio, sudore. Non so, scopriamo l'acqua calda. Allora, no, glielo dica a qualcuno però, prof, perché mi sembra che anche lei sia ascoltata poco. Prego, prof. No, allora, l'immagine che avete fatto vedere è l'evento di maggio, che è un'occasione ormai annuale, una ricorrenza che da 13-15 anni il gruppo Scuola e Territorio, che è un gruppo diciamo che nasce come costola della mia scuola, un gruppo di genitori che si è costituito e insieme appunto alla cooperativa e con l'aiuto e il patrocinio del comune fa questa festa. Ma perché l'importanza di questa festa? Non è solo una festa, è la celebrazione di una sinergia con il coinvolgimento di tutte le associazioni del territorio che collaborano con la scuola, ma è il simbolo di una cosa che si chiama patto educativo di comunità, che è anch'esso uno strumento importante per la mia scuola. Perché? Perché il patto educativo di comunità è uno strumento attivo di progettualità e di iniziative
molto fuori la scuola e poco dentro la scuola, di tutte quelle associazioni del territorio che gravitano intorno a noi e che grazie alla loro presenza e la loro disponibilità ci consente di offrire delle cose pomeridiane per i bambini, anche mi viene in mente il doposcuola delle scuole delle suore Dorotee, per i ragazzi, lo spazio del villaggio che è uno spazio puramente aggregativo un giorno a settimana, cioè ci sono delle cose per cui in questo caso è l'istituzione scolastica che fa da perno per il patto educativo di comunità, ma ci sono degli strumenti, esistono degli strumenti, non siamo i soli, ci sono tantissime realtà scolastiche che ce l'hanno. Questo, la città di Treviso è un comune abbastanza ricco di associazionismo e di spirito di volontariato, per cui si riesce a dialogare, a mettere insieme le cose, a fare rete. Forse dobbiamo saltare un gradino in più. Certo, anche 2 penso proprio, visto quello che è stato seminato. Forse siamo già arrivati al termine della scala. Allora, comandante, ecco, è caduto proprio alla mia domanda, lei aveva seguito questo musical, è stata molto sorpresa la professoressa di vedere la bellezza di questo musical sulle parole di Papa Francesco, autorizzato da Papa Francesco. Ecco, cosa era la sera? Ecco, la mia domanda era questa. Quando è finito, cosa ha pensato? Pensava di vedere tanti ragazzi così bravi, così impegnati e soprattutto con messaggi veramente meravigliosi. Prego, comandante. Sì, effettivamente sono rimasto positivamente stupito perché i ragazzi sono stati bravi e naturalmente bravi anche chi li ha istruiti e li ha coordinati perché hanno, al di là dell'esibizione artistica che sicuramente era di valore, ma l'argomentazione, il messaggio che hanno lanciato era veramente toccante e non posso nascondere che in alcuni momenti anche penetrava dentro fino a farti emozionare quando appunto c'erano questi attori che personavano insomma questi personaggi che davano dei messaggi forti. Nelle domande che mi ponevo dentro di me, spero che anche per i ragazzi non sia soltanto una recitazione, ma che l'intero testo, l'intero copione che è stato recitato l'abbiano metabolizzato, sia stato fatto loro e che abbia toccato anche a loro, come spero che al pubblico, la sensibilità. Comandante, lei c'era, si ricorda che c'erano molte associazioni di diversamente agili, come li chiama Mirella. Ecco, può dire anche lei, non si muoveva paglia, erano di un'attenzione, di un silenzio, non si sono scomposti, erano meravigliati nel vedere. Capite cosa vuol dire mettere assieme, ecco, tutte queste forze anche per queste creature che magari dovrebbero uscire di più, partecipare di più, farli vedere di più. Ecco, vedrà, comandante, verrò anche bussare alla vostra porta con il sindaco Chies e chiederò anche alla professoressa, perché stiamo organizzando un qualcosa veramente di importante per far capire che queste creature ci sono, che vanno ascoltate, si muovono in maniera diversa, gestiscono in maniera diversa, ma sono vive però e noi dobbiamo dare ascolto. Prof, cosa dice? Beh, sul versante dei diversamente agili o diversamente abili, noi ovviamente abbiamo un numero molto elevato di ragazzi con disabilità di vario tipo, però questo è sempre diventato ormai una risorsa, perché consente ai ragazzi non con disabilità di confrontarsi con loro e in alcuni casi anche ricevere affiancamenti. Mi viene il caso di uno studente autistico che però è bravissimo in matematica, che affianca il compagno che non va bene, quindi lo strumento del peer tutoring è diventato l'ora dell'aiuto reciproco anche per i ragazzi con disabilità. Noi facciamo una cosa, abbiamo partecipato alla Coppa del Mondo degli Orti, l'orto inclusivo, molto per i ragazzi con la disabilità, è il laboratorio di cucina ed è fantastico l'effetto che ha sui ragazzi con disabilità coltivare la terra, vedere la piantina piuttosto che l'erba aromatica e poi cucinare. Ma quando finite la scuola questi ragazzi cosa fanno?
Allora, il problema, ritorniamo a monte, e il problema è che noi facciamo adesso, dobbiamo anche avviare dei laboratori inclusivi sportivi, perché ho vinto una selezione grazie a Edunauta e a Generous Foundation, siamo tra le 15 realtà in Italia selezionata per un piccolissimo progetto che però mi permette di fare dei laboratori sportivi inclusivi, quindi con i ragazzi disabili, per cui anche loro staranno il pomeriggio a scuola, ma già parzialmente ci stanno con lo spazio aggregativo. Il problema anche lì è perché sto interloquendo con qualche associazione di persone con disabilità, forse è anche lì sono un po' isolati, nel senso che tendono il genitore a tenersi insomma il figlio a casa il pomeriggio. Invece bisognerebbe anche lì aumentare il tipo di iniziative pomeridiane e anche lì fare maggiore rete. Magari con quelli che alzano l'asticella, prof. Ecco, magari proprio con quelli. Comandante, come ci saluta? Con quale messaggio? Prego, comandante. Il messaggio che voglio lanciare è quello appunto di collaborazione e di solidarietà. Spesso questo principio della solidarietà lo si trascura un po', quindi il messaggio che io voglio lanciare soprattutto ai giovani è quello di tenerlo bene a mente, perché oggi da soli non si va da nessuna parte, neanche rimanendo isolati con i social, ma bisogna fare solidarietà, specialmente tra coetanei, ma quella solidarietà positiva che poi porta sicuramente a dei valori, a un futuro di crescita e di imposizione nella società con sicuramente un percorso positivo. Grazie veramente, grazie comandante, buon lavoro veramente, perché ne ha bisogno, perché con quello che sta succedendo, con le forze che hanno, devo veramente dire tanto chapeau per quello che fate comandante, grazie. Professoressa, come ci saluta? Ma non so, anch'io forse vorrei fare un appello di aiutare tutte le realtà che esistono a maggiore coesione, a fare rete in modo da supplire alle maglie larghe che a volte si pongono sotto questa generazione di ragazzi, e a cercare di aiutare chi come noi come gruppo portiamo avanti un'idea, ovvero quello di rendere i ragazzi attivi volontari, attivamente protagonisti di processi di servizio civile e volontariato, quindi chiunque può aiutare a mettere in campo progetti del genere, secondo me è lì la chiave, il viraggio per questa generazione. Volontariato attivo, servizio civile e tutti i contesti che sostituiscono una socialità sana a una fittizia /social. Grazie veramente, grazie anche alla professoressa Angela Ferraro, presidente e dirigente scolastica Istituto Comprensivo Coletti di Treviso. Grazie, grazie, pubblicità. Avanti Corona! Onore a Dino Sabbadin! Nel 40° anniversario della morte di Lino Sabbadini, il macellaio di Caltana, ucciso nel febbraio del 79 dai terroristi dei PAC, una corona di fiori viene deposta sul luogo della tragedia. Ad assistere il figlio Adriano, i familiari delle altre vittime di Cesare Battisti e della sua banda, il gioielliere Pierluigi Torregiani e l'agente della Digos Andrea Campagna. Un anniversario reso meno amaro dalla cattura e dall'estradizione poco più di un mese fa del responsabile di quelle morti. Non importa quando arriva la giustizia, può arrivare anche dopo 100 anni, l'importante è che arrivi e soprattutto che le persone che hanno commesso questi reati paghino. Battisti dovrà scontare 4 ergastoli, perfetto, li paghi. Sta un giorno, una settimana, un mese, 10 anni in galera, perfetto. L'importante è che paghi quello che la giustizia gli ha dato. Dai parenti delle vittime nessun desiderio di vendetta, come dimostrato dalla lettera scritta dalla nipote di Campagna e letta dalla cognata di fronte ai cittadini di Caltana, accorsi in massa alla cerimonia. È con l'amore che si vince l'odio
e noi abbiamo imparato a non darlo per scontato, ad apprezzare ogni singolo attimo di vita e a condividerlo con l'altro. E nel vivere la vita Andrea è sempre stato con noi, Andrea è vivo. Verso Lino Sabbadini e le altre vittime di Battisti, ha rimarcato l'assessore regionale Roberto Marcato, lo Stato ha un debito troppo grande per essere ripagato per tutti gli anni in cui al loro assassino è stato permesso di vivere da signore. Fare le inaugurazioni e presentare i propri libri a caviale e champagne con grandi intellettuali, mentre qui ancora era caldo e troppo violento il dolore delle vittime. Questo non deve più accadere. Una promessa a cui fa eco quella del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto. Sono passati tanti anni, ma alla fine lo Stato è arrivato. E come è arrivato con lui, arriverà anche con gli altri 15 che stanno dall'altra parte della frontiera. Perché prima o poi anche per loro arriverà la giustizia. Da parte di Adriano, dopo 40 anni di pubblici appelli per ottenere giustizia, oggi solo 3 parole. Grazie a tutti. Grazie Adriano. E Adriano Sabbadini è qui questa mattina, che Mirella ringrazia, perché sono giornate particolari, è un momento culturale particolare, molti sono veramente impressionati da questa escalation di violenza che vediamo. Adriano Sabbadini l'ha vissuta e la vive ancora, perché sono ferite che non si rimargineranno mai sulla propria pelle. Come vedi la situazione, Adriano? Cos'è che ti preoccupa di più? Allora, grazie Mirella per avermi ospitato in questa trasmissione. Quello che mi preoccupa è il ritorno di questi fatti. Viviamo un momento difficile e un momento che io non mi sento più sicuro. Un momento particolare per quanto riguarda la sicurezza, soprattutto questa violenza inaudita, non sai mai dove arriva, che ora arriva. Esattamente, poi vediamo i fatti di Torino, gli attentati ai treni alla stazione di Bologna, diciamo lungo la linea ferroviaria anche a Ancona mi sembra, e anche noi viaggiamo, anche noi abbiamo bisogno di muoversi e non sappiamo mai dove possiamo aspettarci qualcosa. Sono passati tanti anni, adesso ci sarà questo referendum che a noi non porterà di sicuro la giustizia, perché questo è un qualcosa che porterà alla politica a qualcosa di importante, vedremo cosa succederà. Come vivi, Adriano, questi momenti dove veramente sembra che la politica stia guardando qualcos'altro invece di guardare la necessità del territorio e la sicurezza del territorio? Furti, rapine, attentati, violenza, prego. Ma credo che la politica stia facendo abbastanza e ci vuole veramente una riforma della giustizia, in quanto noi abbiamo proclamato giustizia e non arrivava, ma alla fine è arrivata. Allora io ci credo alla giustizia. Un po' alla volta, un passo alla volta, ma la giustizia arriva. Esatto. E soprattutto ecco, con le forze dell'ordine che anche loro se la stanno mettendo tutta, ma hanno anche loro delle regole, delle leggi che non gli permettono di fare veramente come vorrebbero fare il loro dovere. Se alzano troppo l'asticella e perché alzano, se non la alzano. Ecco, cosa vorresti dire? Esattamente, allora io mi congratulo con le forze dell'ordine perché anche loro rischiano la loro vita. E basta vedere i fatti di Torino, quel poliziotto padovano che è stato aggredito, è una cosa inaccettabile e orribile. Un poliziotto una persona che lavora non deve essere maltrattata in questo modo, assolutamente. Non sembra però, Adriano, che anche i bambini, i ragazzi, perché i ragazzini, i bambini di 12 anni che si comportano in maniera violenta, che non hanno paura di niente, di nessuno, sfidano anche le forze dell'ordine, non è mica facile anche gestire assolutamente. Queste situazioni. Questa è una cosa sbagliata e credo e sono consapevole che arrivi dall'interno della famiglia. Bisogna educare i nostri figli. E infatti Mirella qualche giorno fa, l'ho qui sotto mano, un consigliere del Consiglio regionale del Veneto, il consigliere Baldan e altri si sono promossi per una mozione di entrare per legge istituita
entrare nelle scuole e spiegare, a parte che già si doveva, c'è questa possibilità che anche noi, anch'io faccio parte della Casa della Memoria di Padova, e abbiamo istituito questa giornata, questo privilegio di andare nelle scuole e spiegare ai ragazzi, ed è molto importante. I ragazzi, ecco, quando veramente tu parli e voi vi presentate, cos'è che gli intriga di più di questi racconti che tu fai? Perché sono racconti che dovrebbero lasciare Allora, il segno. guardi, io non ho mai partecipato a questi incontri e mi piacerebbe farlo. Mi ha preceduto la Silvia Giralucci, che è anche lei una figlia di vittima del terrorismo, è stata il primo attentato a Padova. E non è facile, credo che non sia facile, Mirella, far entrare nella logica e nella mente ai bambini, ai ragazzi, che cosa significa veramente terrorismo. Parola brutta da dire. Esatto. Ecco, sono momenti anche, secondo te, dove questi ragazzi hanno bisogno più di tranquillità. Prima diceva, ho avuto ospite il colonnello Pedroni, che ha detto che ha sentito che hanno fatto una statistica che l'86% dei giovani ragazzi non vogliono sapere di fare il servizio militare, non vogliono sapere di armi. Ecco, non sono segnali forse che i giovani vorrebbero vivere più in pace, più in tranquillità, a parte i cattivi esempi che vediamo? È vero, Mirella, però sono consapevole che il servizio militare era un'istruzione, serviva. Secondo te bisognerebbe rimettere... Diciamo, almeno qualcosa di più lieve, però bisogna educare i figli. La professoressa Ferraro prima diceva che secondo lei ci vorrebbe un servizio civile obbligatorio. Ecco, sono d'accordo. Un servizio civile obbligatorio nel pomeriggio per questi ragazzi, per capire l'importanza della vita, del percorso della vita. Io non l'ho ascoltato perché ero fuori, però sono d'accordo, d'accordissimo. Saresti d'accordo? Sì. Senti Adriano Sabadin, per chi non conosce il tuo caso, lo vuoi raccontare in breve cosa è successo nella tua vita che purtroppo noi abbiamo avuto... e che stai ancora combattendo, perché vediamo quello che hai appena letto, prego. Allora, noi eravamo una semplice famiglia, mio padre era un macellaio, da poco si era messo in proprio, aveva costruito il suo negozio e una sera abbiamo avuto una rapina che non è andata a buon fine dai rapinatori. Purtroppo nella colluttazione e per difesa mio padre ha sparato a un rapinatore. Da quella volta lì la nostra vita è cambiata, Mirella, e abbiamo subito un attentato, delle minacce, fino ad arrivare alla sentenza di mio padre. 8 colpi improvvisi l'hanno buttato a terra. Da lì la nostra vita era già cambiata, ma è cambiata di nuovo, in modo che abbiamo dovuto affrontare processi, abbiamo dovuto affrontare anche male lingue, soprattutto, e finché... che quelle non mancano mai? Sì, è vero, purtroppo. La mia battaglia è stata iniziata nel 2004, quando siamo stati partecipi alla trasmissione Porta a Porta, ricordo benissimo quella sera, e da lì ci siamo incontrati con gli altri familiari. Ho conosciuto Alberto Torregiani, Maurizio Campagna e Alessandro Santoro. Queste persone sono? Sono figli anche loro di padri che sono stati brutalmente... Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Ciao. Ma questa riforma che si parlava prima non è che migliorerà le cose. Per quanto riguarda il sistema paese, quando si disgrega il sociale si va a finire che aumentano i reati. È stato disgregato il sociale in molti punti da questo governo, che ricordo che è un governo nato da un'idea idiota, da un'idiozia, quella di non andare a votare. E allora
è ovvio che se tiro via il sociale la gente passa alla delinquenza, bisogna considerare anche quello, e questo nuovo sistema che vogliono buttare su sarà il sistema che porterà la gente siccome la magistratura arriverà sotto la mano, l'ha detto anche Nordio, sotto la mano dello Stato, porterà la gente ad essere silenziosa e non aver più risposta ai loro bisogni. C'è poco da fare. Se ti sporchi di farina, cioè se lavori in mezzo alla farina, ti sporchi di farina, e fare tutte queste modifiche, perché avevamo avuto Berlusconi che ha avuto i suoi problemi, trovo che sia un'idiozia. Buona giornata. Abbiamo sentito le riflessioni di Claudio Marano Vicentino, salutiamo anche Pietro Bean, consigliere comunale del Partito Democratico a Padova, delegato alle politiche giovanili. Buongiorno Bean. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie per l'invito. Ecco, non so se lei conosce il caso di Adriano Sabadin, di questa famiglia fortemente provata. È successo diversi anni fa, lei è molto giovane, nel 79, però quello che raccontava Adriano Sabadin, che è il figlio che è qui presente, è la paura di questo cambiamento culturale anche con l'aggressività, con la poca sicurezza, ecco, c'è un malessere generale. Cosa dice Bean? Ecco, come vede la situazione? Se vuole rispondere anche alla telefonata, prego. Intanto ancora buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, grazie per l'invito. Alla telefonata rispondo in realtà che il telespettatore che ha chiamato ha detto delle cose corrette. La cosa più corretta che ha detto è quanto la mancanza di elettori ed elettrici e la partecipazione al voto poi porti a un governo, a un'azione politica non rappresentativa degli interessi diffusi della comunità e quindi non vicina ai problemi concreti e reali della gente, delle persone, degli elettori e delle elettrici, e questo si vede anche sul piano della sicurezza e del tema che state trattando. Io non conosco il signore e il caso di cui avete parlato oggi in studio, ovviamente mi dispiace per i suoi trascorsi, gli porto la mia solidarietà. Quello che però penso è che la mancanza di sicurezza in questo paese, per come è percepita, per come è sentita, sia dovuta a dei cambiamenti di natura, direi, prettamente demografica che ha attraversato il nostro paese in questi ultimi anni. Se noi guardiamo effettivamente i dati rispetto agli anni 70, 80, 90, i reati in Italia sono considerevolmente diminuiti, soprattutto anche i reati violenti, invece sono aumentate molto di più le condanne per, ad esempio, spaccio e microspaccio, e quindi piccoli spacciatori, e questo tipo di violazioni del codice penale. Però complessivamente i reati sono diminuiti, questo dovrebbe portare in realtà a una maggiore sicurezza, invece no, c'è una percezione di una insicurezza abbastanza diffusa, almeno tra una parte dei cittadini e delle cittadine. Secondo me questo è dovuto al cambiamento demografico della nostra società. Noi abbiamo una società oggettivamente sempre più anziana e di conseguenza anche sempre più fragile, perché dal momento in cui tu hai pochi giovani e molti anziani è chiaro che le esigenze di sicurezza sono diverse da quelle che ci sono 20 anni fa. È chiaro che poi diverse dinamiche anche culturali sono complesse da gestire. La cosa che io penso andrebbe fatta, fondamentale, non è tanto lavorare sulla repressione o garantire sempre e comunque la difesa all'interno delle proprie mura domestiche, perché sono sistemi che sostanzialmente non allontanano quello che è il problema, non lo risolvono alla radice, anzi rischiano di crearne altri. Bisognerebbe lavorare tantissimo sulla prevenzione. Quindi sicuramente in chiave educativa nei confronti in chiave rieducativa, prima di tutto nel carcere, per evitare che persone che appunto escano dal carcere poi siano recidive, e la pena va assolutamente rieducata, deve avere una funzione rieducativa, e in questo momento non lo ha perché le carceri italiane sono strazianti e lo vediamo col numero dei suicidi, e non funzionano assolutamente, e c'è il rischio anzi che le persone che condannate per un reato quando escono sono portate a delinquere ancora perché non hanno sbocchi e non hanno
affrontato alcun percorso di rieducazione, ma solo covato rabbia negli anni di reclusione. E poi andrebbe fatto dal punto di vista educativo nei confronti dei giovani, ma nei confronti anche della società tutta, e sicuramente la prevenzione va costruita anche, questo è un mio parere, nonostante pensi che ci sia un grande lavoro culturale da fare, anche attraverso un impiego maggiore di forze dell'ordine sul territorio. Noi sappiamo che per le esigenze che abbiamo adesso, per la domanda di sicurezza che arriva da parte dei cittadini e delle cittadine, soprattutto i più fragili, le forze dell'ordine attualmente impiegate dal governo sono inferiori a quelle che sono le necessità sociali. Abbiamo Giulia da Venezia, poi continuiamo, se non mi cade la linea. Vai Giulia. Mirella cara, ciao, buongiorno a tutti, anche agli ospiti che hai là. Allora Mirella, io vorrei dire con quale coraggio loro vogliono cambiare 7 articoli della Costituzione. Ma forse la Costituzione è sua di questo governo? Ma quelli là sanno com'è nata la Costituzione? Dopo un fine guerra, con un grande... perché Mirella, mio papà, che ha fatto la guerra, quando hanno fatto la Costituzione, quelle persone là hanno lottato perché fosse cambiato tutto, ma questi qua non spiegano niente, perché cambiare i 7 articoli della Costituzione, la Costituzione non è mica sua, sai, anche perché non cambia proprio niente, Mirella. Loro lo fanno solo perché vogliono comandare, mettere in mano dappertutto. Visto che lei non è mai a casa, là la Presidente è sempre in viaggio, non è qua un giorno e poi se la prende quando torna qua, perché se trova qualcosa che non va, che contro di lei non la fanno governare. Ma io Mirella dico giù le mani dalla Costituzione, perché non ne hanno diritto di cambiarla, perché è una falsità, perché dopo che si sono lamentati quelli delle 500 firme, hanno messo cosa voleva dire il cambiamento degli articoli. Però Mirella, tanta gente non lo capisce, ma si rendono conto che la Costituzione non l'hanno fatta loro? Perché vedo certi personaggi là, anche quello che si vestiva da nazista, quello cosa ne sa della Costituzione? Scusami Mirella se mi sono agitata, però io dico giù le mani dalla Costituzione, perché è sacra. Grazie Giulia della telefonata, ognuno fa le proprie riflessioni, giustamente ognuno di noi come vuole gestire e pensare, ecco, le parole che sentono. Quello che però vorrei capire, Adriano Sabadin, tu hai figli, sei genitore, sì. Ecco, come si racconta un figlio questa storia tremenda? Perché prima si parlava anche col colonnello Pedroni, l'importanza di parlare, di dialogare con i figli, raccontare le storie, non bisogna aver paura di raccontare, esatto, devono Mirella. essere partecipi. Allora, mio figlio maggiore, delle mie cose, delle mie disavventure, lui non ne vuole sapere. Non ne vuole sapere. Non ne vuole sapere perché le ha vissute, diciamo, negli ultimi anni le ha vissute. E lui è molto dispiaciuto per me. L'altra, la mia figlia, lei racconto, è qui anche presente ad ascoltarmi, ascolta e concepisce. Cioè capisce l'importanza delle parole, dei racconti che tu fai. Esatto. Allora, Bean, io prima avevo la professoressa Ferraro, una dirigente scolastica che abbiamo a Treviso, la quale diceva che lei si sta battendo per cercare di fare un servizio civile obbligatorio al pomeriggio ai ragazzi. Lei dice che sarebbe fondamentale per far capire l'importanza, ecco, del servizio civile, anche con le associazioni di volontariato, sportive, chi ne ha più ne metta, però impegnare questi ragazzi. E noi vediamo che gli esempi negativi hanno molta visibilità, mentre quelli positivi poco, quasi niente. Anzi, le dico una cosa, l'ho anche chiamata perché io ho avuto un ragazzo diversamente agile, uno sportivo che ha vinto la medaglia d'oro e della sua città,
è Mario Bertolaso, le dico anche il nome, che sarà anche tedoforo, il quale era molto amareggiato perché il suo comune non l'ha premiato. Ha detto: io vorrei essere premiato, Mirella, mi piacerebbe tanto del mio comune mi premiasse perché io ce l'ho messa tutta, ho fatto dei sacrifici enormi, ecco, eppure ecco, non sono stato riconosciuto. Io vorrei che questo, ecco, io glielo dico, beh, dopo vedete voi naturalmente, però lo diceva con un trasporto, stiamo parlando di un ragazzo diversamente agile, che però veramente sta cercando di far capire l'importanza dello sport, l'importanza di esserci, di impegnarsi. Non a caso ha portato a casa una medaglia d'oro in atletica. Allora forse questi ragazzi, anche questi sportivi, stanno dando dei messaggi importanti. Abbiamo visto anche Sinner come è risolto il tennis, adesso lo sci. Ecco, cosa vuol dire Bean? Forse dobbiamo ascoltare di più, lei è giovanissimo, forse è questo, le politiche, beh insomma vecchio di sicuro Bean, dai. No, vecchio no, però neanche diversamente giovane, Bean, giovane, dai, giovane, ma soprattutto ecco, ascoltare, farli diventare protagonisti questi ragazzi. Loro sono stanchi delle lezioncine in classe, non ne possono più, non li intrighiamo più, vogliono essere intrigati. Prego Bean. Sì, hai centrato il punto fondamentale, il tema nel rapporto con le giovani generazioni per consolidare una relazione serena con le altre generazioni e riuscire a incanalarli in un percorso che possa renderli felici, sereni, ma anche utili alla società. Il segreto è l'ascolto. E di ascolto e di spazi di partecipazione e di attivismo per i giovani purtroppo in giro per l'Italia non ne vedo molto. A Padova facciamo un lavoro importantissimo, molto ampio, molto attento, però vedo che il leitmotiv culturale, anche dal punto di vista mediatico, non in questa trasmissione, e per questo ti ringrazio moltissimo, è quello sempre di rendere i giovani protagonisti sui titoli di giornali, sulla stampa mediatica, ogni qualvolta che c'è un caso tendenzialmente di violenza, di colluttazione con persone più anziane. Invece non vengono raccontate tutte quelle buone cose, quelle attività interessanti che loro mettono in campo. A Padova ne abbiamo moltissime. Prima si è parlato di servizio civile. Io non credo che il servizio civile possa essere reso obbligatorio, credo vada implementato tantissimo, e purtroppo i fondi per il servizio civile universale e anche regionale in questi anni dai vari governi sono stati ridotti, e se i fondi chiaramente si riducono ci sono meno posti per il servizio civile e meno ragazzi fanno il servizio civile e viene tolta un'opportunità di rendersi utili e di lavorare per la comunità e di crescere e di imparare anche in maniera alternativa e differente rispetto alle lezioni frontali che ci sono a scuola e all'università. Se noi non diamo loro opportunità e prima di tutto ancora ascolto, è chiaro che si creerà sempre di più un distacco, una lontananza, una distanza tra i giovani e le generazioni più anziane. Sarà molto difficile fare politiche di inclusione, di coinvolgimento e di partecipazione, e i conflitti inevitabilmente aumenteranno. Faccio un esempio per far capire. No, fermo perché abbiamo un'altra telefonata, se no mi cade la linea. Abbiamo Livio da Padova. Ciao Livio. Ciao Mirella, ciao. Livio, avevo il presidente della regione, non sei riuscito a telefonare quel giorno? Sì, ho visto sì che Stefano, sì. Ma come mai non hai chiamato, che hai detto voglio parlare col presidente? Ah, non ho parlato, non so. Vabbè dai, andiamo avanti allora, no, perché mi avevi proprio detto tu, vai. Sì, no, ma ho sentito quello che ha detto, insomma. Ah, ok. Ho sentito quello che ha detto e mi ha confortato quello che ha detto, insomma. Beh, è già importante, è un altro giovane, ecco, a proposito di giovani in politica. Prego Livio. Sì. Ecco, niente, volevo, secondo me, tutti questi furti che avvengono, l'unica deterrenza veramente dovrebbe essere che la difesa in casa propria è sempre legittima.
è sempre legittima, anche se uno dovesse sparare al ladro che sta fuggendo, però quel ladro potrebbe tornare in quella casa, perciò è sempre un pericolo mortale per la persona e per i suoi familiari. Secondo me la difesa dovrebbe essere sempre legittima. Cosa ne pensa il signor Sabbadin, che visto quello che ha passato eccetera, non ho ragione io? Ecco, grazie. Sì, è vero. Prego Sabbadin. È vero, è vero. La difesa è una cosa che deve esserci. Uno ha il diritto di difendersi in casa propria. Allora raccontiamo, ecco, anche per Bean, che magari non ha seguito del tutto la tua storia, ecco, come è nata, ricordiamolo perché è importante, perché ci sono delle vittime, ci sono familiari che ancora adesso allora, questa ferita non si stavo diciamo, dicendo che mio padre ha subito una rapina e con una colluttazione per difesa ha ferito e che dopo è morto un rapinatore. Da lì è nato, diciamo, il nostro calvario. C'erano un'organizzazione terroristica chiamata PAC, Proletari Armati per il Comunismo, che operavano anche in Veneto e hanno voluto difendere... Della quale faceva parte Cesare Battisti. Esattamente, che hanno voluto, diciamo, difendere il rapinatore e colpire mio padre. Mio padre non doveva reagire alla rapina. Allora andiamo a vedere, Battisti vuole incontrare Sabbadin e poi sentiamo sia il nostro Adriano Sabbadin che anche il consigliere comunale Pietro Bean. Andiamo a sentire. Adriano Sabbadin, lei è disposto a incontrare l'assassino di suo padre? Assolutamente no. Così il figlio di Lino, il macellaio di Santa Maria di Sala, ucciso da Cesare Battisti, con un secco no, trancia e preclude ogni possibilità di incontro con il terrorista rosso che dopo 37 anni di latitanza, catturato nel 2019, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva per 4 omicidi. Terrorista che ora mira alla cosiddetta mediazione penale, grazie alla legge Cartabia, punta cioè a incontrare i parenti delle vittime per avere dei permessi premio, avendo come obiettivo il ritorno alla libertà. Non voglio assolutamente incontrare Battisti. Questa mattina, appena ricevuto la notizia, mi sono scambiato un messaggio con Maurizio Campagna. Alberto lo devo ancora sentire e tutti e due ironicamente l'abbiamo riso in faccia. Battisti, che ha sempre parlato di guerra giusta in relazione alle rivendicazioni degli omicidi commessi a sangue freddo, ora punta alla strada della redenzione per ottenere delle misure alternative al carcere. Lui ha ancora 25 anni da scontare, che si mette il cuore in pace, che li faccia tutti. Il terrorista, oggi 69enne, si trova nel carcere di Massa, in Toscana, dove ha ottenuto uno sconto di pena nel 2020 per buona condotta, insieme al cambiamento di status da ex detenuto in regime di alta sicurezza a detenuto comune. Il terrorista Battisti può mettersi il cuore in pace, qui da Santa Maria di Sala per queste e le prossime festività natalizie nessuno vorrà mai incontrarlo. Taglia corte, conclude Adriano Sabbadin. Buone feste anche a lui. Allora, sentiamo come commenta il consigliere Pietro Bean, ecco, questi anche segnali che diceva prima Adriano Sabbadin, questi atti di terrorismo, questa violenza, è molto preoccupato, non c'è un bel profumo nell'aria. Cosa dice Bean? Mi scuso, non avevo col signor Sabbadin, non avevo capito che si trattasse di quel caso con Cesare Battisti e i PAC. Lo conosco, l'ho studiato, essendo di Padova. Infatti me l'ho fatto vedere perché mi sembrava strano che non lo conoscesse. Immediatamente, ma ovviamente la storia degli anni di piombo, essendo di Padova e facendo politica a Padova, la conosco abbastanza bene e rinnovo ovviamente la mia solidarietà e il mio sostegno morale per quello che ha trascorso. No, allora, direi che la percezione di insicurezza attuale è assolutamente da slegare rispetto a quello che è successo negli anni 70, infatti lo dicevo, in passato venivano compiuti più reati anche perché c'era una violenza politica estremamente diffusa. Quando si dice che i giovani di oggi, qualcuno dice che i giovani di oggi sono violenti, si dovrebbe ricordare che in quegli anni, gli anni di piombo,
alcuni giovani purtroppo mettevano mano alle bombe e alle pistole per la violenza politica. Oggi siamo su un tipo di insicurezza che è decisamente diversa, non va sottovalutata, ma è sicuramente inferiore come pericolosità. E l'ho detto, il modo giusto di approcciare al tema è attraverso la prevenzione, l'educazione e l'utilizzo anche di più forze dell'ordine per pattugliare il territorio. Quello che sta facendo il governo con le zone rosse, ad esempio, ve lo dico, è completamente inutile, perché concentrare le forze dell'ordine in una zona specifica lasciando scoperta tutte le altre, come avviene in stazione a Padova, non serve a garantire la sicurezza, ma anzi dà un'impressione di territorio militarizzato per nulla. Torno però, Mirella, sulla legittima difesa, che mi sembra il tema principale che avete affrontato nel vostro precedente scambio, no? Il problema con la legittima difesa è una scriminante del codice penale che scagiona chi sostanzialmente per difendersi da un pericolo di vita commette un omicidio o un reato nei confronti del proprio aguzzino. Il problema è che la legittima difesa, mi dispiace deludere qualche telespettatore che ha chiamato, ma anche il signor Sabadini che prima è intervenuto, non può mai essere sempre legittima. Ci saranno dei casi in cui è legittima e ci saranno dei casi in cui non lo è. Questo per un motivo molto semplice, è una questione giuridica, non politica. Se io dico che la legittima difesa è sempre legittima, sto dicendo che la difesa della mia proprietà di casa vale di più della vita. Perché è vero che l'altra persona è malintenzionata e entra in casa mia per rubare, ma non è vero che la punizione che deve ricevere è sempre e comunque la morte per mano del proprietario di casa. Questo purtroppo, no, per fortuna, anzi dal mio punto di vista, perché sono per un ordinamento civile e moderno, questo è un punto fondamentale. La difesa è legittima se è proporzionata. E questo è un principio costituzionale, non si può alterare, non si può cambiare, altrimenti noi diciamo che la difesa della proprietà privata vale di più della vita. E invece dobbiamo anche capire che chi ruba, chi commette degli errori ha comunque diritto a vivere, a essere rieducato, ad avere una seconda possibilità. E soprattutto se noi dicessimo che la difesa è sempre legittima, magari anche delle situazioni che non sono situazioni di offesa, ma sono delle situazioni particolari in cui, non lo so, magari fermo Bea, perché se no non riesco a far rispondere Sabadini perché ho forato, vai Sabadini. Allora, di morire, non sappiamo, vai, rischia di morire e non devono. Mi scusi consigliere, io rispetto le sue idee e io rispetto le sue, però è ne sono d'accordo. Vorrei solo non chiedere una cosa. Lei ha visto mio padre in che stato era quella sera lì dalle immagini che sono state trasmesse. Mia sorella era a terra perché il rapinatore era sparato dei colpi di pistola che li abbiamo ancora le piastrelle del negozio scheggiate. Mia madre era in uno stato ansioso. La donna dei servizi, la donna che ci dava una mano a fare i servizi di polizia, l'hanno chiusa in cella frigorifera. I due clienti si sono presi una sedia e la sono messa per difendersi come barriera. Cosa avrebbe fatto lei? E con queste parole noi chiudiamo, purtroppo devo chiudere, Bea, ci ritroveremo ancora, grazie e andiamo a vedere l'assegno di Mirella, il vostro assegno. Io adesso volevo parlare con Sara, che Sara è sempre tranquillina. Sara, aspetta che vedo se riesco a sedermi anch'io. Però ti vedo un po' triste e dura. È un po' dura, Sara. Sono un po' stanca. Sei un po' stanca, tesoro? Vorresti stare un po' più tranquilla? Un po'. Un po', avete sentito? Perché sono mesi duri questi che tu stai passando, è vero? La scuola ti aiutava a divertirti un po', a distarti un po' di più, Sara? Un po'. Un po', vero? Ascolta, sei contenta dei regali che ha portato la Mirella? Così potete giocare, La prossima volta che vieni a Treviso, poi andiamo a fare un giro bello io e te, va bene? Così prendiamo anche i regali per te, non solo insieme, ma un regalo per te. Se hai sentito la Giada, viene anche lei subito,
Vieni anche tu? Va bene, visto che sei stata brava. Ascolta, cos'è che vuoi dire a tua sorella? Di qualcosa a tua sorella, dai. Che è stata brava ad andare in sala operatoria. È stata brava ad andare in sala operatoria? Sì. E alla mamma cosa vuoi dire? Che anche lei, perché con Giada, quando il primo giorno che è andata in sala operatoria, è stata brava a, come posso dire, a superare quel giorno e stare tranquilla e mettere in sicurezza anche te? Sì. Quanti anni hai, Sara? No, 9. Avete sentito che pensiero profondo ha fatto Sara? Lei ha voluto far capire quanto è brava anche questa mamma. Però mamma, anche Sara ha bisogno di aiuto, secondo me. La vedo un po' troppo provata, Mammina? Ma Sara ne passa tante. Allora, Sara è una bambina tanto sensibile e per lei è 2 anni, quasi 2 anni un po' difficili. E prima con la perdita di mio fratello per Sara è stata un po' dura, un po' tanto dura. È stata dura per tutti, però il rapporto che lei aveva con lo zio era tanto forte. Però Sara, la Mirella ti dice che sei talmente piccola ancora che sicuramente, io sono sicura che avrai un futuro bellissimo. Sai Sara, un futuro fatto forse proprio di tranquillità, quella che vuoi tu, un po' di tranquillità, un po' di serenità, è vero tesoro? Sì. Cos'è che vuoi? Un regalo che vorresti? Dì alla grande famiglia di Rete Veneta quale regalo vorresti, dai. Vediamo, dai. Una maglietta che ho chiesto alla mamma. Una maglietta. E che maglietta è che hai chiesto alla mamma? Una maglietta della Juve. Una maglietta della Juve. Sì. E chi è il personaggio della Juve che preferisci? Ce ne sono 2. 2? Allora diciamo i nomi. Ronaldo e Dybala. Avete capito? Chissà se vedranno questo filmato e magari arriverà la maglietta firmata da loro. Cosa dici? Saresti contenta? Sì, tanto. Avete capito? Ci riusciremo? Vedremo. E con queste bellissime immagini su questo prato verde alle nostre spalle, io vi dico ancora grazie famiglia, grande famiglia di Rete Veneta, per darmi l'opportunità di aiutare queste persone, ma soprattutto questi bambini. Ciao, alla prossima. Fate un bel ciao alla grande famiglia, ragazze. Ciao!